sono sola, sogno all'orizzonte, mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, su le finestre, mostra a tutti il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso si rivivrò con te. Partirò su navi per mari che io lo so non resistono più. Con te io li vivrò. Quando sei lontana sogno all'orizzonte, mancano le parole. E io sì lo so che sei con me, con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì li vivrò con te. Partirò su navi per mari che io lo so non esistono più. Con te io li rivivrò, con te partirò su navi per mari che io lo so non esistono più. Con te io li rivivrò, con te partirò. Quanti genitori in tutti questi mesi, in tutti questi anni sono partiti con i loro figli che non ci sono più, questi femminicidi, questi morti sulle strade, questi genitori che avranno per sempre la vita distrutta con una giustizia che non arriva. Ecco, questa canzone l'ho dedicata e la dedico a loro questa mattina per ricordare che deve arrivare giustizia. Non è possibile, tolgono la vita alle persone e non sai che valore ha questa vita, non lo sai. Addirittura hanno fatto una tabella sul valore della vita, se sei cugino, fratello, figlio. Ecco, veramente non possiamo immaginare qualcuno cosa passa per la tabella in base alla parentela. Io penso che veramente qualcuno deve riflettere, stiamo parlando di persone che perdono la vita perché qualcuno si comporta in maniera veramente incredibilmente scorretta, questa è la verità, oppure ha 2 minuti di pazzia, ma chi se ne frega, ma queste persone non torneranno più.
Io questa mattina volevo ricordare i morti dei terremoti, l'ultimo qua in Marocco, questa alluvione che c'è stata. Insomma, dobbiamo pure ricordare queste persone e aiutarle. Ne parleremo questa mattina. Abbiamo in presenza Diotti Salvi Perin, Presidente Associazione Imprenditori Piavi 2000. Grazie Perin di essere qui con noi, grazie. Grazie a te. Abbiamo collegato da Fara di Soligo Mattia Perencin, Sindaco di Fara Soligo, primo mandato civica centrodestra. Buongiorno Sindaco. Buongiorno a lei e anche al signor Perin. Buongiorno, carissimo Mattia. Allora io partirei proprio con lei Sindaco, perché siete, come dico tutte le mattine, perché ogni mattina un sindaco, anche due conforme, perché siete quelli più vicini al territorio, quelli che si fanno trovare sempre, indipendentemente che siate più oberati di lavoro che i nostri onorevoli e senatori, perché questa, ecco, sono sempre in commissione, non so quale, ma è sempre in commissione, ma non importa, noi vediamo le sedie vuote in Parlamento, ma andiamo avanti. Allora, dopo quello che ho detto, anche lei sta vivendo queste tragedie, queste baby gang. Adesso stiamo cercando di fare squadra con un evento importantissimo all'ippodromo di Treviso con più di 15 sindaci, CONI, CIP, per dare un segnale tutti assieme che anche siamo uniti per fermare questi ragazzi e soprattutto avere giustizia da parte dei genitori, ma anche di chi subisce violenza, subisce atti di vandalismo. Cosa ne pensa, Sindaco? Beh, intanto grazie sempre per l'opportunità che ci viene data anche a noi, tra virgolette, di sfogarci anche, perché alla fine, come hai detto tu poco fa, i sindaci sono sempre in prima linea e ormai è ogni giorno un'emergenza per noi, nel senso che non si è mai fermi, si è sempre operativi e si cerca sempre di essere pronti a rispondere a qualsiasi tipo di esigenza e a qualsiasi tipo di richiesta. Fermo restando che spesso e volentieri anche noi sindaci veniamo tirati per la giacchetta anche su tematiche che magari non sono di nostra competenza e questo è quello che spesso e volentieri ci fa anche molto arrabbiare, perché si scarica sui comuni qualsiasi tipo di problematica legata a qualsiasi tematica. Basti guardare anche l'ultima, quella più recente, legata al sistema di questa immigrazione incontrollata. Per quanto riguarda il problema sociale, che potremmo dire legato a fenomeni di bullismo, a baby gang e purtroppo a tutto questo mondo giovanile che è in eterna evoluzione, che sta cambiando, noi istituzioni, soprattutto quelle più vicine alla gente, perché sono quelle dove si riesce ad arrivare subito, nel senso che dal sindaco si arriva subito, stiamo cercando nel limite del possibile di mettere in campo tutte quelle azioni che possono contrastare fenomeni di questo tipo. Fortunatamente magari ci sono alcuni paesi, alcune realtà più piccole, magari come la mia, che ancora non sente questo tipo di problematica, ma che di fatto c'è, nel senso che noi abbiamo fatto anche in collaborazione con le scuole, e adesso le scuole riprenderanno domani, delle attività proprio di formazione e di informazione all'interno della scuola con la polizia locale, quindi che va a raccontare e a spiegare quelli che sono i fenomeni e soprattutto cerca anche di interagire con i ragazzi, magari raccogliendo qualche confessione, qualche racconto per cercare di arginare fenomeni di questo tipo. E anche perché credo sia giusto dare anche delle risposte e un aiuto ai genitori, perché magari i genitori tante volte non sanno quello che combinano i loro figli fuori dalle porte di casa. Quindi bene l'iniziativa che stai portando avanti, che l'ho vista perché mi è stata inviata e insomma io credo che insieme si possa veramente cercare di infondere una cultura più rispettosa, che forse è quello un po' che manca in quest'ultimo periodo. Quelli che sono però più rispettosi sono i cittadini che si rimboccano le maniche col mondo del volontariato, ma certi imprenditori come Diotti Salvi Perin, che sta cercando di far capire l'importanza della storia, dei ricordi, di quello che si è fatto in un paese fragilissimo, in un territorio fragilissimo come il nostro. Stiamo parlando ad esempio della Piave, stiamo parlando di fiumi importanti. Prego Diotti Salvi Perin, prego. Sì, grazie Mirella, buongiorno a tutti voi che ci vedete in questa importante trasmissione. Quindi io nel mio piccolo
ho sempre cercato di portare avanti, di far conoscere la storia, quindi non quella raccontata sui libri, ma andando a ricercarla, quindi o a Vienna o a Budapest o in altre città, perché bisogna far così, sui libri purtroppo la vera storia non c'è. E quindi anche con Mattia stiamo cercando delle storie importanti anche lì a Farra, per esempio questo lui conoscerà, è un bunker che lui ha lì in paese, che dovrebbe essere fatto appunto conoscere questa storia importante nella Grande Guerra, e quindi dove si rifugiavano dentro in queste gallerie sia i soldati sia i cittadini di Farra di Soligo, e delle storie molto interessanti. Pensate tanto che lì un comandante andava in questi rifugi con una ragazza là del posto che era incinta, e purtroppo quando sono finita la guerra lui è rientrato e non si sono più rivisti, quindi è nato questo bambino. Ecco, sono tutte cose che bisogna andare alla ricerca e scoprire tante cose, quindi adesso anche a Mattia ho scoperto delle cose nuove che gli racconterò andando avanti con le ricerche eccetera, quindi è veramente un territorio interessante. Lì voglio ricordare Don Brunone, abbiamo fatto diversi monumenti, abbiamo fatto delle targhe, quindi è un territorio ricco. Farra, la stessa parola Farra la dice lunga, insomma, ecco, quindi lui è proprio sul cuore del coso UNESCO, e vorrei che sviluppasse tante cose anche con la ex appunto Filanda eccetera, quindi ci sono tante cose da fare a Farra. Allora, Sindaco Perencin, quello che veramente sto cercando anche di aiutare questo imprenditore che ci mette l'anima anche economicamente, non è cosa da poco, per cercare di portare avanti, che secondo me è una delle cose più belle ma anche più curiose, queste mappe, questa mappa che lui ha trovato. Pensate, una mappa storica, è lunghissima, la conosce, Sindaco? Non riesco a vedere bene. No, ma conosce la storia di questa mappa di Dio ti salvi Perin? No. Bene, perfetto, allora glielo dico io che prossimamente arriverà da lei con questa mappa, perché lui vuole consegnarla a tutti i sindaci, naturalmente i sindaci che lui deciderà, quelli che capiscono l'importanza della storia di questa mappa preziosa, per essere esposta nei vostri comuni, perché è importante conoscere la storia, anche per i nuovi impianti idraulici che si faranno, anche per capire come si lavorava una volta, cosa è stato fatto su questa meraviglia di territorio, che qualcuno poi ha pensato bene di fare qualcos'altro. Non dico cosa perché poi mi arrabbio, se no non voglio arrabbiarmi questa mattina perché sono già partita con questa canzone. Però io penso che la salvaguardia del territorio non deve essere in base a quello che pensa un sindaco o un presidente della regione o qualche parlamentare onorevole, deve essere il bene del territorio, il funzionamento del territorio, migliorare la vita del territorio. O sbaglio, Sindaco? No, sono d'accordo. Fra l'altro con Dio ti salvi Perin c'è stata anche in questi anni una bella collaborazione, anche perché conosciamo lui come un appassionato di storia, un appassionato anche della memoria contadina, perché alla fine dobbiamo anche ricordarci le nostre origini, chi siamo e da dove veniamo. E quindi è chiaro questo, che la storia fa parte della nostra cultura, della nostra tradizione, e indipendentemente da quello che può essere il pensiero di un singolo, è giusto che venga portata avanti nella correttezza e nella conoscenza anche alle nuove e alle giovani generazioni. Ho visto quella mappa, tra l'altro si sfonda una porta aperta, perché anch'io sono un appassionato di Grande Guerra, ho fatto anch'io un libro sulla storia dei caduti della Grande Guerra di Farra di Soligo. Teniamo presente che questa zona, che adesso è stata riconosciuta zona UNESCO, e quindi per la bellezza del paesaggio, della storia, del paesaggio eroico, è un sito UNESCO, e appunto qui si è combattuta anche la Grande Guerra, e quindi siamo proprio in uno dei posti più clou, forse dell'ultima parte, diciamo, della Prima Guerra Mondiale, con la battaglia della Vittoria. Quindi sicuramente è un territorio, il territorio veneto, che riesce a dare molto, che sta dando molto e che può dare ancora molto. Non a caso abbiamo già dei numeri importanti legati all'aspetto turistico. Guardavo un dato nei giorni scorsi, abbiamo già superato abbondantemente i livelli turistici di pre-pandemia, quindi devo dire che si sta facendo molto, c'è ancora molto da fare,
però ripeto, è una bella soddisfazione, perché quando noi vediamo nei nostri paesi stranieri, quindi dalla Cina, dall'India, dagli Stati Uniti, che camminano e che vengono a vedere, ad ammirare le nostre bellezze, è un sinonimo, un fattore di orgoglio per noi che questo territorio lo viviamo, ci abitiamo, ma che spesso e volentieri magari non conosciamo, anche perché sai quanti di noi non conoscono e non sanno cosa hanno fuori dalla porta di casa? Io lo dico sempre, però vanno alle Maldive, vanno alle Seychelles, dopo magari arriva chissà cosa e non riescono neanche più a rientrare e non conoscono veramente questa meraviglia. Non a caso ci chiamano il bel paese e non a caso abbiamo così numeri alti di turisti, veramente meglio dell'Italia dove si va, ma ve lo spiegate, non perché io sia una patriota, e lo sono e lo dico, ma perché è vero, abbiamo un paese splendido, non dobbiamo invidiare niente, anzi gli altri ci invidiano. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. L'Italia è il giardino del mondo, un paese come l'Italia. Non c'è solo la terra, c'è solo l'Italia, perché avremo di tutto, dai bassi Italia alle montagne, al mare, avremo tutto. Opere d'arte, storia e storia. Bisogna che insegni ai putei piccoli, cominciando dalla prima elementare, e storia di paesi dove chi dà i suoi sonomi, cosa chi dà, perché il paese in queste condizioni vero, perché i nonni ha fatto quello che ha fatto, perché se i putei non gli insegniamo il futuro, va bene, è il futuro, non farà bene anche al presente, ma è automatico insegnare queste cose, non occorre fare trasmissione e dovrebbe essere obbligatorio, e poi la storia, contargli la giusta, perché no ognuno l'ideologia che ha gli racconta su una maniera e uno su un'altra. La storia, per chi si era fatto bene, per chi si era fatto male, quella è la storia. E gli altri italiani li sono passati con delle guerre brutte, perché dalla crea del crimine del 18, fiori da 18 anni, 20 anni, a migliaia che hanno mandato a fare. E la storia non brutta, peso ancora, e proprio qua nel Veneto, è il centro di tutte le guerre mondiali. E ne stai qua nel Veneto. Prima perché avremo i confini con l'Austria, dopo perché avremo le fabbriche, i tedeschi nel 1944 vanno in cerca di buttare via tutto. Dai Rinaldo, se no vado a farmi dei servizi veloce. Va bene, voglio dire, ma non solo degli alpini, voglio sentire il presidente degli alpini che vuole rimettere il militare. Il militare adesso si dà buttare via le caserme, gli ha distrutto tutto. Il problema è lasciarlo. Io ho fatto 2 anni di militare, nel 62 ero a Taranto e avevo 90 franchi al giorno e sono stato 2 anni, pensati. Adesso non mette il militare, insegnare sulle scuole, insegnare l'educazione, che i genitori, a scuola i genitori dell'educazione civica. Cara Mirella, ti saluto. Grazie, caro Rinaldo. I tuoi ospiti. Grazie come sempre, caro Rinaldo. Lo andiamo a vedere in Vaso Ciano, andiamo a vedere Dio ti salvi per in Nervesa. Andiamo e vediamo. Che non siano razzisti, perché quando succede che arriva 5.000 metri cubi al secondo, ragazzi miei, dobbiamo essere solidali con tutta la comunità del Piave. Parole come pietre, quelle di Dio ti salvi Perin, a nome dell'Associazione Imprenditori Piave 2000. Perché lui non ci sta ad aspettare più le opere che reputa essenziali per la sicurezza non solo delle popolazioni rivierasche, ma per gran parte della Marca e dell'intero San Donatese. Secondo lei c'è troppo ambientalismo su questo Piave? Beh, sicuramente sì, perché per esempio a Crocetta cosa c'è? Non c'è niente, perché c'è la Rosalina del Piave, questi ambientalisti fanno ridere. E rincara la dose, mostrando al sindaco Marianella Tormena i muri costruiti a Nervesa dalla Serenissima, ben prima di quelli progettati dalla Regione per l'invaso di Ciano. Giudizi sferzanti da chi sin dagli anni '80 si batte perché l'intero alveo del fiume sia libero dalle alberature, al punto, verso la metà degli anni '90, da rischiare la denuncia per aver iniziato a tagliare gli alberi appena sopra la centrale di Nervesa. La forestale è arrivata qui Mitra e i cani quella volta qui, era un giorno di festa per tirare via delle piante secche. Il punto fisso rimane l'alluvione del 66, con le immagini della devastazione nei nostri territori. È solo il bianco e nero a fare la differenza rispetto alle immagini di questi giorni dalla Romagna, segno che, sottolinea Perin, con i cambiamenti climatici quello che è passato potrebbe tornare.
40 anni sono passati, ma la convinzione soprattutto di chi ha l'attività vicino al Piave rimane. Oltre alla pulizia del fiume, per gestire le piene vanno fatti i bacini di laminazione e i collegamenti con le cave vicine, come ad esempio Bidasio. Dobbiamo pensare che l'acqua, quando viene giù, basta contenere l'acqua per alcuni giorni, dopodiché il serbatoio di eliminazione si apre e ritorna tutto come prima. Allora, siccome merita una risposta adeguata e un commento adeguato sia da parte che Dio ti salvi Perin che da parte del sindaco Mattia Perenzin, in questo momento andremo in pubblicità. Siamo con Dio ti salvi Perin in presenza, collegato Mattia Perenzin da Fara di Soligo, sindaco di Fara di Soligo, che commenterà questo importante servizio che abbiamo appena visto prima della pubblicità. Prego Perin. Ecco, allora, se noi non rispettiamo questa cartina fatta ancora dalla Repubblica Serenissima 1700-1800, che segna tutti i tratti pericolosi, che voglio donare a tutti i comuni che la vogliono, no? Io ho detto a tutti i comuni, sono circa una settantina, dalla sorgente alla foce, quindi voglio donarla, ecco, questa piantina, in modo che si guardino un po' i dati di queste cose. Ecco, questa è praticamente nel 66 l'alluvione praticamente, quindi il Piave è andato fuori, altri fiumi sono andati fuori e l'acqua che è stagnato per mesi è tutta questa zona qui, quindi qui in fondo vedete che è il mare, qui insomma sopra siamo sopra San Donà, quindi tutti questi territori rimangono appunto sotto acqua, quindi se questi comuni di sotto dove si parla, perché il pericolo per l'esondazione è dove sono gli argini a Serenissima, che il primo parte a quel fosco, quindi il muro canonico è canonico, quindi l'acqua va fuori e arriva fino al mare, quindi in onda dipende dalla portata che ha, e questa è la situazione che ci troveremo se non rispettiamo a guardare queste carte. E per tirar fuori questa acqua servono queste grandissime idrovore, questa per esempio è la città di Cittanova. A Cittanova ci sono varie cose, partiamo Tengo io questa che partiamo così... da Venezia, ma anche più in là, diciamo così. Ci sono ogni tanto che voi vedete queste costruzioni un po' particolari, dentro ci sono questi motori giganteschi, ecco, che pescano l'acqua, perché ci troviamo 2-3 metri sotto del livello del mare, dobbiamo pomparla fuori dal fiume, e quindi questa è la situazione che ci troveremo. Quindi se tutta questa zona qua, questa gente qua ti chiede essere trascinata dalla furia dell'acqua e ti dà una mano, ti dice tirami fuori, salvami, santo Dio, tirami fuori perché sto morendo. E allora tutta questa gente dei comuni non vuole dare una mano perché ho detto razzisti, in questo senso voglio dire razzisti, perché qui non c'è aiuto, diciamo, ragionano tutte secondo la politica, quindi ognuno dice no, vedete se passate appunto a Vidoro in giro, no, diga, ma non è la diga, è una cassa di espansione. Cambiamo il registro di quello, il grande progetto di Armelin di fare un lago fisso con gli alberghi lungo il Montello, eccetera. Qui è un serbatoio di eliminazione come tanti sono per salvare Vicenza e Padova, che li hanno fatti e lì hanno fatto e nessuno ha protestato. Adesso stanno facendo appunto sul Guà a Trissino un grande bacino, stanno scavando da già 3 anni giorno e notte e nessuno ha protestato, quindi qua si mettono il cuore in pace, i sindaci, non c'è da salvare niente, perché quando uno va dentro col scavatore per rettificare il fiume non è che guarda la viola del Piave, la rosellina e quant'altro di questi ambientalisti che strumentalizzano la situazione. Quindi lavoriamo seriamente per un lavoro serio, quindi mettiamo a capo il presidente Luca Zaia che controlla i lavori, come ha fatto appunto sulle casse di espansione sopra Vicenza, e si va avanti a fare un lavoro serio, tutto là. Chiara da Susegana, ciao Chiara. Buongiorno a tutti. Sono un po' emozionata. Allora, io sono la moglie di Ivan Montesel, che è proprietario della zona dove c'è l'ex draga col Fosco, e vorrei farvi una domanda. Prego. Posso? Grazie. Vorremmo informazioni riguardo alla realizzazione della pista ciclabile. Sappiamo che c'è un progetto e manca quel tratto di pista. Sono stati fatti dei lavori per sistemare una frana, ma la strada però non è ancora fatta definitivamente, è solamente provvisoria.
e è un livello fluviale che ogni volta che poi passa il Piave la porta via. Quindi secondo noi, secondo mio marito, dovrebbe essere messa in sicurezza e dovrebbe essere fatto un argine continuativo per ultimare quest'opera, che è molto interessante perché porterà molto turismo nella zona. E quindi la nostra domanda è se verrà fatto questo lavoro, insomma. Grazie Chiara, ho invitato il sindaco di Susegana, prossimamente quando è libero ha accolto l'invito, perciò chiederemo a lui questa telefonata che hai fatto, casomai la ripeterai quando sarà ospite, perché è importante. Però Dio ti salvi Perin vuole commentare la telefonata. Sì, allora buongiorno, quindi grazie della domanda. Quindi voi vi trovate in una zona molto importante, straordinaria, perché da lì partono proprio l'argine, i muri canonico che dicevo prima da Colfosco, che difende praticamente l'inizio della sinistra Piave, mentre a Nervesa sono gli argini in destra Piave che difendono, fatti sempre dalla Repubblica Serenissima, da Fra Giocondo nel 1500. Quindi qui c'è il progetto della pista ciclabile. Io 20 anni fa più ho scritto al Presidente, prima Galan, dopo Asaia, eccetera, di fare appunto delle piste ciclopedonali dalla foce alla montagna del Piave, ecco, di realizzare questa. Ho realizzato la prima tra Sant'Anna di Collalto e Ponte della Priula, che ci sono circa una decina di tabelle che messe fuori, inaugurate assieme con gli amici dei Puti Muri dei Sentieri della Pace, appunto di Caporetto, e abbiamo inaugurato questo tratto perché bastava anche una roba semplice, voglio dire, su queste piste ciclopedonali lungo il Piave. Adesso invece, grazie a questa promozione che abbiamo fatto, siamo stati ascoltati e quindi il Sentiero della Pace continua e andrà fino al mare, andrà fino alla montagna, quindi large. Lì c'è un tratto in vari punti, come partire per esempio su al Museo del Piave, che io sono presidente, a Quero Vas. Da lì hanno iniziato adesso a partire dei tratti di pista, perché è lunghissima questa pista, e ci sono dei tratti già inaugurati da Vantaggi, che ha già visto questo, che è appunto dell'ufficio della zona UNESCO, e quindi sono dei tratti già fatti. Per esempio sul Soligo hanno già fatto anche un ponte nuovo che è costato parecchio, però adesso manca d'altra parte. Allora sono già finanziati questi soldi, quindi ci sono varie società che hanno partecipato a questa gara, e quindi io spero che a breve lì partano i lavori e quindi lì verrà realizzata la pista ciclopedonale che parte dal mare e va alla montagna. Quindi speriamo a breve che parta. Sicuramente il vice sindaco di Quero Vas mi ha detto che è già finanziato tutta l'opera che parte appunto sulla zona appunto lungo il Piave. Quindi sono dei sentieri, delle strade messe a posto con la ghiaino eccetera, e si può partire. Quindi vedremo il turismo austriaco, tedesco eccetera arrivare su queste cose. E il problema è lì dove dice la signora, la proprietà appunto Montesel, che è una ex Draga, e io spero che ripartano più presto e che siano Sentiremo appunto il sindaco di Susegana cosa ci racconterà, Esatto. se confermerà quello che ha detto Dio ti salvi Perin, lo ricorderemo. E adesso Certo. andiamo a sentire invece le sindache Grave e Ciano, e poi sentiamo il sindaco Mattia Perencin. Un concerto all'alba nella suggestiva atmosfera delle Grave e poi una passeggiata alla scoperta delle orchidee, una visita naturalistica, giochi per i bimbi ed infine l'osservazione con gli astrofili del cielo stellato. È il 2 giugno di Grave in Festa, Rivette di Ciano, una manifestazione promossa dal comune di Crocetta del Montello e dal Comitato di tutela delle Grave per far conoscere questo territorio e ribadire il no al progetto delle casse di espansione sul Piave. È una visione che vede come unica soluzione sempre solo casse. Solo accumulare l'acqua. Teniamo conto che la si fa escavando un terzo di un paese, e la si fa realizzando mura
di cemento che vengono ricoperte di terra che probabilmente il Piave dubito riesca a non portare via con sé, creando uno scempio infinito. Sono fatte in area agricola fuori dell'alveo del Piave, non togliendo spazio al fiume stesso, per cui tantomeno in un'area carsica come questa siamo nel posto sbagliato col metodo sbagliato, a mio modo di vedere. Il confronto tra due diverse posizioni anima la prima edizione del nostro TG con Paola Roma, sindaca di Ponte di Piave, che risponde alla collega di Crocetta, due sindache dello stesso partito, la Lega, di due comuni rivieraschi, uno a monte che non vuole le casse d'espansione e l'altro a valle del tratto trevigiano del Piave che rischia di andare sott'acqua in caso di grandi piene del fiume. Io chiedo semplicemente una cosa che penso che sia la più necessaria per tutti quanti, che ci sia come priorità l'incolumità pubblica. Mettersi chiaramente ognuno per la propria parte per trovare delle soluzioni è fondamentalmente necessario. Lo vediamo anche in situazioni in cui abbiamo criticità idrauliche anche legate alla nostra rete eventualmente secondaria, e ogni comune ha le proprie. Ci sono ovviamente territori che attraverso delle opere di laminazione servono per non mandare sotto acqua il territorio vicino, ma questo è in una sussidiarietà e un intervento solidaristico che tutti quanti noi dobbiamo porre in essere. Allora, Sindaco Perenzi, sentiamo la sua posizione. Allora, non è facile mai intervenire, soprattutto quando poi ci sono beghe di questo tipo, ma al di là di questa parentesi, io credo che sia fondamentale la prevenzione e quindi un occhio di riguardo per quelli che sono un po' quella che è la manutenzione che si dovrebbe andare a fare negli argini, nei fiumi, perché ormai non possiamo più chiamare eventi eccezionali quelli che siamo abituati a conoscere e quelli che hanno colpito anche recentemente le nostre comunità, perché oramai il clima è cambiato e quindi dobbiamo prepararci veramente anche a situazioni poco piacevoli. Io penso che la manutenzione sia la prima cosa che debba essere fatta, e lì dove devono essere investiti i fondi fin da subito, perché la pulizia anche dello stesso Piave ma dei stessi fiumi penso sia anni che non viene fatto, se viene fatta in parte, e ogni volta c'è il problema che con le grosse piene porta a valle alberi che vanno a minare poi anche i ponti, creando tutta una serie di disagi. Io penso che la prima cosa sia investire sulla prevenzione, sulla manutenzione dei corsi d'acqua e così via, perché è fondamentale, anche perché, ripeto, abbiamo visto quello che è successo anche recentemente in Emilia Romagna, abbiamo visto quello che succede ormai nelle nostre comunità, che basta veramente un po' di pioggia, un po' più forte a monte, e tutti quelli che sono a valle ne pagano poi le conseguenze. Per cui credo che la base di tutto questo deve essere la manutenzione. Poi purtroppo per qualsiasi cosa che si fa, anche magari invasiva, nascono sempre dei comitati o dei gruppi del no. Ecco, io penso che non possiamo sempre essere in balia di chi poi dice sempre di no. Bisogna avere alle volte anche il coraggio di decidere e di avere anche delle soluzioni magari impopolari, però che vanno a mettere fine, o perlomeno che vanno a mitigare quelle che possono essere situazioni spiacevoli, soprattutto per l'incolumità pubblica, che poi è la cosa principale. Allora andiamo a vedere anche danni, maltempo proprio a Fara di Soligo, e poi commentiamo con Dio ti salvi il Peri. Andiamo a vedere. Sì, si sono sommate le cose, la grande pioggia della settimana scorsa con un vento fortissimo, la grandinata di lunedì sera che aveva già fatto dei danni, e poi ieri la tromba d'aria veramente forte, mai vista una cosa del genere qua. Una serie di eventi climatici estremi che in poco meno di 3 settimane hanno messo in ginocchio il territorio di Fara di Soligo. Nella serata di giovedì un nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento ha colpito diverse zone del territorio comunale, da via San Giorgio a via San Tiziano, qui danni ingenti al maneggio Tarvisium Stella, dove in pochi minuti si è scatenato il panico tra i dipendenti e gli allievi che stavano facendo lezione. Una scena incredibile, perché c'è stata una bomba d'acqua con un vento fortissimo, proprio una tromba d'aria, che ha fatto cadere il palo della luce di cemento, che adesso hanno appena sostituito i tecnici dell'Enel.
caduto il palo di cemento sopra i box dove c'erano dentro i cavalli, si è scoperchiato il tetto, il vento fortissimo, la tromba d'aria ha portato via tutto, sopra un'altra casetta di legno degli attrezzi che abbiamo dietro di là e poi giù in strada. È stata una tragedia veramente. La prima preoccupazione è stata quella di portare in salvo i cavalli spaventati. Sotto un diluvio abbiamo dovuto, i cavalli spaventati, portarli in altri box che abbiamo dall'altra parte del maneggio, ma è stato veramente un brutto momento. I cavalli stanno bene, ecco, lo diciamo. Stanno bene, per fortuna nessuno si è fatto male, i cavalli stanno bene, le persone anche, non ci sono stati feriti, solo tanti danni. Si lavora per riportare la situazione alla normalità qui come in altre zone del comune. Stiamo ancora finendo di contare i danni della settimana precedente, che ieri ci è capitata questa tromba d'aria che ha messo veramente in difficoltà nuovamente un territorio che comunque è già stato colpito pesantemente, con scoperchiamenti di case, anche delle fabbriche, alcune aziende ancora. La situazione di ieri ha peggiorato una situazione che era già critica, perché sono andate in difficoltà ancora di più delle abitazioni private, così come appunto anche delle aziende, perché già avevano coperto un po' alla meglio i tetti. Con il forte vento di ieri ha riscoperchiato e quindi tutto da rifare. Ho visto veramente gente in difficoltà. Nel frattempo si contano i danni che si aggiungono a quelli della grandinata di una settimana fa. Le stesse imprese edili faticano a far fronte al carico di richieste di interventi in case e capannoni. Noi fra l'altro con la grandine di lunedì 24 siamo full, non sappiamo da che parte prendere. Cerchiamo di fare anche l'impossibile. Ci sono tetti completamente distrutti dalla grandine? Distrutti, tegole, coppe distrutti. Dopo la fortuna qual è? Chi ha la guaina sotto è salvo, chi non ce l'ha piange, sta piangendo. Un territorio questo che all'improvviso in pochi giorni si è trovato vulnerabile ed esposto alla violenza della natura, che oggi trema appena il cielo si fa scuro. Siccome qui eravamo convinti di vivere in un paradiso protetto dalle colline e adesso le colline ci hanno buttato giù questo inferno, c'è un po' di timore, non sappiamo più cosa aspettarci. Non era mai successa qui una cosa del genere. Eravamo abituati a vederle in TV che succedevano da altre parti. A Farra di Soligo il COC rimane attivo anche alla luce delle previsioni per le prossime ore e già nel pomeriggio di oggi si sono registrati nuovi acquazzoni tra Conegliano e Vittorio Veneto. Il nubifragio del pomeriggio ha ingrossato la cascata del Molinetto della Croda, tornato a far paura a 9 anni dalla tragedia che costò la vita a 4 persone durante la festa degli Omini. Allora, iniziamo a chiamare quei nomi corretti, come ha detto un climatologo che ho avuto ospite, non esistono bombe d'acqua, sono veri nubifragi. Se poi li abbiniamo alle trombe d'aria, a tutto quello che sta succedendo, c'è un clima che va veramente controllato, ma soprattutto, come diceva il sindaco Mattia Perencin, bisogna fare prevenzione, non c'è niente da fare. Solo facendo una grande prevenzione si riuscirà veramente a capire e veramente a salvarsi in qualche modo, perché quando parte l'acqua parte, non è che chieda permesso, sto arrivando, prego Perin. Vabbè, ma non si può parlare con gente incompetente, la stupidità deve finire, signori miei. Qui c'è responsabili gli ingegneri idraulici, quindi io devo interpellare il magistrato delle acque, il genio civile, l'autorità di bacino. Si sta riferendo alle dichiarazioni della sindaca Tormena? Ma sento tante cose in giro, adesso io non voglio prendermi qua una denuncia su questa cosa, ma sono 40 anni che mi batto per queste cose. Noi sui libri abbiamo fatto delle denunce a non finire, a questi libri donati a tutti i comuni, anche questi 70 comuni. Vediamo situazioni di pericolo continuamente, è solo una grazia che non sia successa un'altra piena come 66. Quindi se oggi viene una piena come 66, questa gente dovrebbe essere responsabile. O li mettiamo quando viene giù una piena in mezzo al fiume d'acqua, su una altalena, che guardino il fiume e capire la difficoltà, voglio dire. Qui il presidente Zaia, che è responsabile di tutta questa cosa, deve intervenire e partire qui i lavori, non si può più aspettare, dottor Zaia. Qui devono partire i lavori subito, perché anche qua si chiacchiera di Ciano del Montello, di Crocetta, di questo e quest'altro, ma lì è una campagna, cosa c'è? Quando viene la piena viene invasa comunque. Allora, io ho avuto ospite anche l'emerito professor Del Paus, il quale è nella posizione di Diotisalvi Perin, e anche lui diceva: non comprendo questo diniego, questo
questa barricata che stanno facendo alcuni sindaci del territorio su un'opera così importante per salvaguardare l'ambiente. Eppure queste sindache, questi sindaci che hanno diritto a questa barricata, no, alle Grave di Ciano, dicono che loro hanno esperti che dicono che invece questo bacino di laminazione non deve essere fatto. Allora mi sembra di essere come con il Covid, favorevoli sì, contrari sì, ma in mezzo, come dice Dio ti salvi il PIN, dovrebbero essere che parlano le persone esperte, ma persone esperte che tengono a cuore il bene della comunità e del territorio, o sbaglio? Ma andiamo a vedere sulla zona sempre lì del sindaco Perenci, mi pare che hanno fatto anche là di serbatoi di laminazione magari piccoli, perché sul fiume Raboso mi pare, sindaco, che hanno fatto già dei serbatoi, quindi dappertutto anche noi che abbiamo preso, stiamo facendo un'attività a Susegana su una lottizzazione, dobbiamo fare un serbatoio di laminazione per noi, per la nostra zona, serve farlo, c'è poco da fare. Qui la Repubblica Serenissima ha fatto gli asini per difenderci, ma oggi è il fiume che è intasato, che è fuori legge, sono i bacini montani inghiaiati, c'è tutta una situazione che non hanno fatto mai niente, questa è la realtà purtroppo, bisogna studiarsi la storia, quindi analizzare tutto e quindi investire le autorità di idraulica che abbiamo qui a Padova, molto un'eccellenza, che spiegano come va fatto, quindi non è che una persona ignorante come me nei fiumi vada a dire una cosa. Io guardo le carte, capisco che 2 più 2 fa 4 e lì è la realtà. Tu devi dare un ingegnere responsabile di questa situazione e non c'è altro da fare. Allora sindaco, intanto prego la regia di mandare le immagini delle Grave di Ciano e sentiamo anche come commenta il sindaco Perenci le parole di Dio ti salvi Perin. Prego, allora, sindaco. No, avevo capito che partiva il servizio. Sì, adesso partono, intanto lei parli pure tranquillamente. Ok. Allora, sì, quello che dicevo prima fondamentalmente, bisogna avere il coraggio di decidere e di dare una risposta. Io credo che la prevenzione e la manutenzione sia la cosa principale intanto. Noi abbiamo fatto in collaborazione con il Genio Civile in questi anni degli importanti interventi di sistemazione del torrente Raboso che attraversa di fatto la frazione di Col San Martino nel comune di Farra di Soligo e quindi quello è stato completamente risistemato perché era successo che in alcuni punti creasse comunque delle preoccupazioni. Ricordo qualche anno fa è stata fatta una sorta di cassa di espansione al confine fra il comune di Farra di Soligo e il comune di Sernaglia della Battaglia perché ogni volta che pioveva e quindi i vari torrenti scendevano verso valle andavano a mettere in difficoltà il centro di Sernaglia e quindi con la loro consorzio è stata fatta una vasca di laminazione proprio al confine fra i due comuni. Io credo che la manutenzione sia la cosa principale perché è troppo facile dire dopo che è successa la tragedia dovevano farlo, bisogna farlo e bisogna fare gli investimenti lì dove si rendono necessari, perché alla fine basta anche guardare quando tu hai gli alberi all'interno dell'alveo naturale del fiume, alberi che magari hanno 30-40 anni, significa appunto che sono almeno 30-40 anni che le piante non vengono tagliate per far pulizia, perché queste poi nel momento in cui c'è la grande alluvione, queste piante poi creano problemi. Quindi bisogna avere anche il coraggio di decidere. Per quanto riguarda invece, scusami se faccio un appunto in merito al servizio che hai mandato di Farra di Soligo prima, giusto anche per dare un aggiornamento, in merito a quei due forti eventi che abbiamo avuto che ci hanno veramente messo in difficoltà, io mi auguro insomma che la Regione ci dia risposte quanto prima per lo stato di calamità, perché abbiamo già raccolto una serie di diverse segnalazioni da parte di cittadini e di aziende per circa 8 milioni di euro come richieste danni, però io stimo che ce ne siano come minimo 3 volte tanto, perché tanti non hanno fatto la domanda, non hanno fatto la richiesta, ma più che altro perché non avevano ancora in mano i preventivi o comunque un'idea di quelli che potessero essere i costi di sistemazione. La grandine poi ha fatto anche quella dei grossi danni sia al settore
privato ma anche poi nel pubblico, perché noi abbiamo quasi tutti i tetti delle scuole danneggiati, per non parlare di impianti fotovoltaici, quindi, e le macchine stesse del comune che abbiamo anche prestato alla casa di riposo, perché anche la casa di riposo ha distrutto le macchine, quindi abbiamo dato le macchine del comune per garantire sempre il servizio all'utenza degli anziani. Insomma, devo dire che, come dicevo prima, non possiamo più definire questi fenomeni dei fenomeni eccezionali. Ormai abbiamo la paura che ogni volta che il cielo si annuvola di quello che può succedere, perché io mai in vita mia ho visto grandine grande come palline da golf, se non da tennis, e quella sera faceva veramente paura. Allora, Sindaco Perencin, è vero quello che lei dice, però noi vorremmo anche capire come cittadini, visto che paghiamo questi consorzi di bonifica, visto che c'è stata una siccità pazzesca dove si poteva tranquillamente pulire, impiegare persone, e non ci vogliono lauree per pulire, ci sono delle persone che possono anche gestire queste attività, sto parlando di partecipate, ne abbiamo tante e che con stipendi anche molto alti, ve lo dico io, ma non si fa. Allora, si parla sempre, non ci sono soldi, non si può fare prevenzione se io non ho la possibilità di avere più soldi. La coperta dei sindaci non è neppure una coperta, un fazzolettino ormai, sono i primi nel territorio, però io vorrei che ci fosse più trasparenza su questi consorzi di bonifica, su queste partecipate. Noi siamo pieni di partecipate, abbiamo dei gran consorzi di bonifica, però poi il cittadino chiama e dice: ma qua non è stato fatto niente, qua ci sono alberi, c'è l'erba alta. Allora, Sindaco, capisce che a casa, voi magari addetti ai lavori sapete bene com'è la situazione, ma noi a casa ci vediamo arrivare questi bollettini. La trasparenza, anche leggere un bollettino non è così semplice, non è che nessuno spieghi mai. Però non è stato fatto niente, c'è stata una siccità dove veramente si poteva creare lavoro, anche abbiamo la protezione civile, abbiamo il mondo del volontariato, eppure tutto si ferma perché c'è la burocrazia. E allora ti mettono davanti la burocrazia che non mi permette di fare questo. Però, e lo dico tutte le mattine, Sindaco Perencin, il ponte Morandi ha fatto capire che la politica, se vuole, la burocrazia la supera. Allora, siccome questo è un territorio fragile, io ho fatto vedere queste cose, ho invitato questi ospiti perché fra poco arriverà l'autunno e sappiamo benissimo quanto pericoloso può essere, che stiamo parlando di nubifragi. Vorrei anche capire come la pensa il sindaco, perché lei potrebbe fare, ma se ha la burocrazia, non arrivano i soldi, come ha spiegato bene, l'ha spiegato anche Dio ti salvi per il faremo, diremo, sempre così oremo, ma non arriva niente. Sti cittadini che continuano a pagare e non vedere i risultati, capisce che qualcosa non torna nei nostri conti della serva, che però sono perfetti. Prego, Sindaco. Ma guarda, hai già risposto tu di fatto a quello che ti avrei voluto dire io, nel senso che la burocrazia veramente anche noi comuni ci uccide. E tieni presente che noi per mettere in piedi un'opera ci servono come minimo 8 mesi, un anno, se non di più. Questo per farti capire le tempistiche che abbiamo, perché abbiamo noi come comune che dobbiamo fare il progetto, mandarlo alla sovrintendenza magari, parere del genio civile, dopo c'è il consorzio di bonifica, insomma la regione, quindi tutta una serie di enti che si sommano e tutti che devono dire la loro. Voi provate a immaginarvi noi in mezzo a che marasma ci troviamo a districare quelli che sono poi i problemi, e giustamente la gente viene a dirci: ma non avete fatto niente. Ma il problema è che c'è una miriade di carte, una miriade di enti che devono esprimersi. Allora, anche davanti a un'emergenza siamo costretti a dover sempre chiedere: scusi, permesso, posso entrare? Quando invece, se alle volte, per come sono fatto io, poi io non sono fatto sicuramente nel migliore dei modi, però io sono uno di quelli operativi, se bisogna fare si fa, punto. Non dico di fare il furbo o di bypassare, però se c'è un'emergenza e bisogna intervenire,
anche perché voglio dire, noi conosciamo quelli che sono i problemi, le esigenze, dove sono i punti critici, alle volte basterebbe anche alzare il telefono e chiederci un consiglio. Il problema è, come hai detto tu, è la burocrazia, ci sono una marea di carte, di enti, di consorzi da dover chiedere permesso, scusi, per piacere, e questo è quello che allunga i tempi e fa lievitare sicuramente i costi. Grazie al sindaco Mattia Perenzi. So però che Silvio Perin voleva parlare anche di questo, perché il tempo vola, è volata questa ora, prego. Sì. Ecco, volevo parlare di questa iniziativa del Bucintoro, quindi abbiamo un artista importante, Ivan Ceschin di Colfosco, che ha realizzato questa opera in oro, in scala ridotta, naturalmente Bucintoro, però che noi vorremmo e non capiamo perché non riusciamo a fare questa grande barca trionfale di Venezia, di realizzarla a scala naturale come era il tempo, perché è stata bruciata da Napoleone questa, no? L'abbiamo studiata a scuola, vi ricordate il Bucintoro famoso? Ecco, questo qua io penso che le ditte nostre come Fincantieri o altre lo fanno nel giro di 6 mesi, e quindi perché non vogliamo mettere in piedi un progetto del genere di realizzare? Perché costruiamo tante navi come sono appunto quelle, no, la Concordia è andata affondata, che noi l'abbiamo tirata su con i nostri gruppi elettrogeni. L'ha tirata su per con i gruppi elettrogeni la Concordia, pensate? Però questo costerà metà di una nave del genere, perché 2 o 3 imprenditori si mettono assieme e finanziano questa opera mondiale, perché il sindaco Brugnaro non mette sulle offerte che chiede per gli ingressi a Venezia una parte, non li mette da sta parte qua. Noi abbiamo l'Arsenale di Venezia, che è un grandissimo contenitore, ma che è vuoto praticamente. Pensate che lì lavoravano 15.000 persone, ma hanno distrutto tutto della Repubblica Serenissima, e quello che trionfava era l'Arsenale, voglio dire. Quindi mettiamoci le mani attorno, non siamo imprenditori invidiosi o gelosi uno dell'altro, perché ognuno fa eccetera, però qui abbiamo dei nomi giganteschi a livello mondiale di imprenditori, quindi se finanziano una piccola cifra sul qua si può realizzare. Quindi pensate a Venezia riavere il Bucintoro che naviga, è una cosa pazzesca, con sposalizio del mare appunto all'isola lì. Oddio, magari il sindaco Brugnaro può rispondere a Perin, i problemi che ho in questo momento il Bucintoro, ecco, non è che sia nelle nostre priorità, visto le domande che veramente ha il sindaco Brugnaro, anche Venezia compresa, messe di persone che sono senza case, di studenti che non trovano stanze. Abbiamo Anna Maria da Vicenza, vai Anna Maria, veloce. Sì, niente, volevo dirle che, buongiorno intanto. Buongiorno. Io ho già telefonato al mio, come si dice, oddio mio, beh, non importa, ho telefonato, mi hanno risposto a proposito della pulizia delle strade, non fanno niente, ma se ogni sindaco facesse il proprio lavoro, mandando fuori le persone a pulire, abbiamo di quelle strade che fanno schifo, ci sono delle zanzare enormi, ma perché? Io penso che se ogni sindaco facesse il suo, non ci sarebbe tutta sto casino in giro per le strade e non vengono fuori a disinfettare, non fanno niente. Allora, grazie Anna Maria per questa telefonata, è quello che ho detto prima e il sindaco Perenzin ha spiegato molto bene. Anna Maria, non è così semplice come voi pensate, abbiamo una montagna di burocrazia che per fare un lavoro devo presentare un progetto un anno prima, fra poco, ma mi sembra che la Lega avesse fatto tempo fa il ministro delle semplificazioni, mi sembra che è Calderoli che è ancora là. Vorrei capire se ha fatto qualcosa quando era ministro delle semplificazioni, perché come avete sentito la gente a casa vede e dice ma qua cosa si devo fare? E sempre il sindaco che non c'entra, poveretto, che è l'unico veramente che cerca di fare del suo meglio. O sbaglio, Perencin? Poi la saluto perché siamo proprio in chiusura. Prego sindaco, poi diamo la parola a Perin. Ha sentito la signora, è sempre il sindaco che non fa niente.
Cosa vuole che ne dica? Vabbè, è sempre il sindaco che non fa niente, nel senso che... venire a parlare come state facendo, spiegare, venire a Sveglia Veneti, perché sapete quanti vi guardano e vi ascoltano, perché sennò non c'è trasparenza, non sappiamo niente cosa fa chi, perché è difficile anche arrivare ai sindaci, agli assessori, perché con gli impegni che amo, ed è vero, questo è vero, il problema è che dovremmo arrivare un po' più in alto, dovremmo arrivare i nostri onorevoli e senatori veneti per capire se si stanno muovendo nel territorio, visto il problema che abbiamo qua anche nella Val Padana. Grazie Sindaco Perin, come chiudiamo? Allora chiudiamo di visitare intanto il Bucintoro, andarlo a vedere questo fatto da questo artista che è esposto a Palazzo Ducale, ecco, quindi andate a vederlo. Io andrò giovedì, allora vedrò il Bucintoro a Palazzo Ducale con tutti i miei ragazzi. È un'opera grande e vogliamo realizzarle un'opera in grandezza naturale. Come tu parli dell'ambiente di Roma, io vado anche a Roma, questa è l'ultima visita che ho fatto al Ministero della Difesa per un progetto del sommergibile, quello che hanno fatto ultimamente il film sulla appunto la cosa del cinema, mostra del cinema. Quindi Todaro. Sì, col Todaro, ecco, stiamo vedendo alcune cose importanti, vediamo se riusciamo a portarle avanti, quindi siamo molto attivi. Altra cosa è su Marco Daviano che vogliamo portare avanti, quindi anche questo libro importante che vogliamo che vengano dedicate delle vie per ricordare questo grande personaggio della battaglia di Vienna 1663, 11 settembre, quindi siamo nell'anniversario, quindi che dopo, come diceva Martinelli, è successo la tragedia di New York, delle Torri Gemelle. Ecco, questo è un santo molto importante da riportare e andarlo a vedere sulla chiesa Maria delle Vittorie a Conegliano, in via Lourdes. Quindi ecco, dobbiamo pensare che Marco Daviano è sepolto, l'unico personaggio sepolto nella chiesa dei Cappuccini di Vienna, e con una storia molto interessante che riguarda il discorso tra religioni, tra turchi e cristiani. Questo è importante, quindi allora siamo nel Sacro Romano Impero. Questo qua per esempio è un libro che io ho fatto per il conte Collalto al tempo, quindi, e questo è il Sacro Romano Impero, quindi l'accordo con la Chiesa e la cristianità. Non ci manca niente, la quindi... serenissima Sacro Romano Impero, però adesso dobbiamo avere a che fare con i nubifragi, con la prevenzione e con la regione, che qualcuno chiede che il Presidente dia da risposta. Luca Zaia si attivi e partiamo con i cantieri, signori miei, basta Presidente, chiacchiere. rock, la vogliamo rock, Presidente, non lento, rock, grazie ai miei ospiti, grazie. Pubblicità.
Allora, prima di dare la parola e presentare il nostro ospite Roberto Martano, responsabile rifugi Mira e Venezia EMPA, Internazionale Protezione Animali, è rimasto con noi anche Dio ti salvi Perin perché ha ancora altre cose da dirvi. Sentiamo Giorgio da San Stino di Livenza. Ciao Giorgio, ben arrivato. Buongiorno Mirella. Buongiorno. Volevo ricollegarmi ai precedenti ospiti e quello che stavate trattando. È qua, guarda, è qua. Ecco, va bene. Ecco, sempre brevissimamente, mi sembra che un po' ci giriamo un po', nel senso che al capitolo riforme, giustizia, sburocratizzazione e semplificazione, siamo sempre lì, c'è un sistema centralista e ci sono dei poteri sovranazionali che dettano legge. Purtroppo la gente non ha parola in capitolo. E ormai c'è un grosso scollamento, una grossa disaffezione, perché il territorio non si sente rappresentato, non ha voce. Domenica scorsa sono stato alla festa di eventi a Cittadella, 4 gatti, c'erano più personaggi istituzionali di un certo calibro e valore che cittadini, quasi tutti di mezza età o più, pochissimi giovani. Ormai praticamente ci stiamo perdendo un po' anche di identità, di senso di appartenenza. Domenica prossima ci sarà a Pontida, io ci sono stato una volta sola nel 2019 e non ci torno più. Purtroppo i problemi della Lega e tutto quello che sta succedendo, adesso che sembra che l'autonomia con Calderoli vada avanti, però anche la Meloni, che è il partito a maggioranza, aspetta a vedere cosa farà nel prossimo risultato delle elezioni elettorali per vedere se è il caso o meno di frenarla oppure di portarla avanti convintamente. Cioè è un po' un prendersi in giro, ma la gente non va più a votare, non ci crede più. Coltivare sempre la speranza, però purtroppo è un momento storico. Non vai più a Pontida, spiegami perché. Perché non credo a Salvini. I problemi della Lega sono Salvini è un sovranista, adesso porta la Le Pen. Lui è fallito politicamente perché la gente, soprattutto in Veneto, non gli dà più credito, non gli crede più. Zaia, che è un personaggio autorevole, capace, lui sì lottava veramente per l'autonomia, però dalla posizione di governatore ha poca possibilità di incidere, soprattutto a Roma. Si è bruciato politicamente, non rappresenta il territorio, rappresenta solo se stesso e quei 4 compagni che gli corrono dietro. Tiene sotto scacco un partito intero e ormai l'unico partito che era radicato in Veneto, che era la Lega, l'unico partito che portava avanti temi come l'autonomia e il federalismo, se ne è infischiato. Lui pensa solo al ponte. Perché pensa solo al ponte? Perché spera di avere in qualche modo voti al sud, perché intanto qui in Veneto si è bruciato. È meglio che non ci metta neanche più piedi, è inutile girarci attorno. Purtroppo ci rimette anche Zaia e quelli che vogliono andare via dalla Lega fanno bene, ma a me dispiace, duole il cuore, però fanno bene perché sono stati maltrattati. Chi merita non ha mai voce in capitolo e solo i ruffiani tirapiedi vanno avanti. E insomma la gente è stanca, va almeno a votare meno del 50%. A questo punto non vado neanche io, anzi vado perché mi faccio mettere il timbro, ma annullo il voto, non glielo do a nessuno. Cioè, è inutile prendersi in giro. Ormai la politica è sempre più autoreferenziale, sempre più distante dai cittadini. Io sono stato domenica, pensavo di avere un assembramento di persone a Cittadella, quasi nessuno. Cioè, ormai ragazzi, la gente vede, anche la Meloni, si è allineata all'agenda Draghi. Via Draghi, può andare su qualsiasi governo di qualsiasi colore, tanto quelle le cose che sono da fare. Cioè, vediamo anche i poteri, hanno imposto un Papa che è un antipapa, perché se uno si informa bene viene a sapere cosa è successo, è un antipapa, e gli stessi che hanno imposto la Schengen al posto di Bonaccini sono gli stessi, questi poteri sovranazionali, poteri massonici, poteri della grande finanza che dettano legge. Non è complottismo o cospirazionismo, purtroppo ci sono queste forze occulte e purtroppo i cittadini sono una mazza di pecore sempre meno considerate. Scusa. È il mio pensiero, spero di non peccare di pessimismo, però speriamo che l'autonomia comunque vada avanti, confidiamo nel Signore a questo punto, perché io sinceramente credo poco o niente a nessuno. Salvo Marcato e salvo Zaia, perché purtroppo loro malgrado sono costretti a subire un cattivo gioco che non dipende da loro. Okay? Grazie Giorgio, molto chiaro, grazie Giorgio della telefonata. Il problema è che io non mi sento una pecora, mi dispiace Giorgio, il problema è che ci hanno tolto il potere, non abbiamo il potere neanche più di eleggere quelli che per noi sono le persone adatte per governare, perciò io non mi reputo una pecora e penso tanti a casa. Il problema è che ci hanno tolto, ecco, la forza che avevamo prima, che è il voto, come hai detto tu, questo voto che viene calato dall'alto quei personaggi. Allora se non vai a votare perché
che non vai a votare, se voti il nome è già calato, non sai neanche chi è, basta vedere cosa abbiamo assistito negli ultimi anni. Perciò, caro Giorgio, io fortunatamente non mi sento una pecora e penso tanti come me, ma purtroppo dobbiamo lottare per far capire che almeno ci ridiano il voto, la preferenza e decidere noi su chi vorremmo veramente che ci governasse. Detto questo, io saluto il mio ospite, che è Roberto Martano, Internazionale Protezione Animali, un ente molto importante. Parliamo di creature che forse sono i veri amici dell'uomo, perché dobbiamo dire la verità e forse qualcuno se lo scorda. È l'unico amico che abbiamo e che è rimasto fedele. Prego Martano, e anche commentiamo un po' cosa ha detto Giorgio. Prego. Buongiorno. Sì, giusto per introdurre, insomma, per sapere chi siamo. Nel video si è visto il nostro rifugio di Mira, che è uno dei 2 rifugi di cui si occupa la nostra associazione nella provincia di Venezia. L'altro rifugio è quello di Venezia, che si occupa esclusivamente di cani. Sono 2 strutture molto impegnate da anni, ma soprattutto in questi ultimi anni la situazione si sta facendo veramente sempre più complicata, perché, come dire, nelle idee generali delle persone l'abbandono esiste solo in estate. La realtà è che tutti i giorni ormai sono giorni di agosto, nel senso che tutti i giorni ci sono richieste anche per situazioni di indigenza, di difficoltà, separazioni, casistiche sociali di vario genere, quindi le strutture, entrambe le strutture della provincia di Venezia sono veramente sotto pressione in termini di arrivi di animali. A Mira, anche appunto, come dicevo, non solo per l'arrivo di cani, ma a Mira ci occupiamo anche di gatti e anche i cosiddetti animali non convenzionali, quindi conigli, tutti quelli che sono animali da compagnia e che poi purtroppo molto spesso si trovano sbattuti in mezzo a una strada. Mentre su Mestre, rifugio del comune di Venezia, nel quale noi come associazione ci occupiamo di gestire gli animali, è anche sovraccaricato di arrivi proprio per le problematiche che dicevo prima. Non è che gli animali siano diventati alcuni uomini e alcune donne, nel vero senso della parola, che forse sarebbe meglio portarli in canile e rieducarli, perché non riusciamo a capire dove vorrebbero andare a parare, dove vogliono andare a parare. Questo lo dico io, Martano, non lo dice lei, ma la penso veramente ultimamente quando ho certe persone di fronte e non riesco proprio a capire qual è il loro obiettivo. Di sicuro non il bene pubblico e servizi al cittadino. Abbiamo Lino da Mantova. Ciao Lino, ben arrivato. Ciao, grazie e anche a voi complimenti sempre alla trasmissione. Grazie. Signora, voglio fare solo un elogio con la mia idea però. È elogio grande a Salvini per le leggi per i monopattini e quello che sta mettendo adesso tutti questi incidenti che bevono, che si drogano. Forti leggi punitive ci vogliono, perché imparano certe persone. E alla Meloni cosa deve dire la sinistra? Che ha mandato tutti fuori anche l'esercito se ci vuole. Ma questi qui fanno molto bene ciò che fanno. La destra la dobbiamo solo elogiare. E la sinistra ora che smette di criticare con parolacce e basta. È ora di smetterla. Mi scusi, non voglio andare avanti. Ma vedendo come fanno a parlare questi di sinistra insieme ai sindacati, pensano solo ad andare in piazza e questo e l'altro, ma una roba, ma cercate di mettervi d'accordo un po' con quelli che governano bene attualmente. Mi scusi, ho detto solo la mia idea. Grazie Lino, è giusto sentire le vostre idee, la trasmissione è per voi, siete voi i protagonisti. Allora sentiamo anche un imprenditore, ecco, da imprenditore, poi per ritornare, ecco, com'è la situazione, prego. La situazione è disastrosa anche a livello europeo, insomma, quindi lo vediamo tutti i giorni, quindi sarà molta difficoltà, insomma, andare avanti di questo passo. Quindi qua ci vuole una svolta veramente importante e quindi da Roma, insomma, abbiamo dei politici che il governo sì, tiene così perché parla la maggioranza, però tengono tutto fermo, come dici tu, insomma, questa è la realtà. Nell'ambito invece che parlava prima il signore di prima del discorso del Papa, anche Giorgio, noi da San Stino abbiamo delle difficoltà. Noi è tanti anni che portiamo avanti la storia di padre Marco d'Aviano, quindi che ha salvato appunto l'invasione dei turchi, l'Islam eccetera, perché se no loro il giorno dopo, se vincevano questa guerra l'11 settembre 1683, avrebbero portato le mucche dentro al Vaticano. Ecco, questa è la realtà.
questo Papa purtroppo ci crea dei problemi anche noi, perché lo vuol tenere congelato questo personaggio importante, Marco Daviano. Noi abbiamo fatto sì, di realizzare un film importante, questo film di Renzo Martinelli, l'11 settembre 1683, che l'ha collegato alle Torri Gemelle, l'abbattimento, perché questo è stato congelato, questo film. La RAI doveva farne 3 puntate a mandare in RAI e purtroppo l'ha congelato. Io ho protestato anche col presidente Zaia, perché siccome la regione ha finanziato anche questo film, ha dato dei soldi, ho detto: ma senti, il Vaticano perché ha congelato? Perché questo dice che questo film è una cosa blasfema, ma se vediamo i film di oggi di uccisioni e quant'altro, questo è un film straordinario. E quindi io chiedo che il Vaticano, la Chiesa, chi può fare qualcosa, lo faccia vedere in RAI, perché l'abbiamo pagato tutti questo film, la storia di Marco Daviano. Quindi Marco Daviano è un personaggio che è l'unico sepolto nella chiesa di Cappuccini di Vienna, ecco, e dove ospitano nella cripta di Asburgo, quindi i 130 erotti Asburgo dovevano fatto atto di umiltà prima di entrare nella sepoltura nei quei sarcofagi di bronzo. Quindi abbiamo anche a Conegliano da vedere, che io ho dedicato ancora oltre 20 anni fa, con Floriano Zambon, il sindaco del tempo, una via a Marco Daviano. Andiamo alla chiesa di Santa Maria delle Vittorie, che è in via Lourdes, abbiamo dentro delle cose straordinarie sugli Asburgo, l'acqua bicipite, abbiamo dei documenti, delle epigrafe attorno alle pareti, quella chiesetta ottagonale, andatela a vedere, alla Maria delle Vittorie, perché subito dopo la battaglia di Vienna hanno fatto questa in onore a Marco Daviano e a Rizios, quindi anche alla chiesetta di Rizios, che ha la stola e altre robe importanti. Quindi io non è che vi racconto storie, io ho partecipato anche come comparsa, e come vedete qui con Renzo Martinelli il film, quindi cerco di andare a fondo di tutte le ricerche storiche, eccetera, non è che me le invento, insomma. E quindi ci tengo, anzi direi che questo libro, ecco, chi me lo chiede, i sindaci eccetera, io glielo regalo. Attualmente adesso c'è il sindaco della Pietra di Spresiano che si è interessato a questa cosa, perché io con Don Brunone, che purtroppo adesso ha dei problemi di salute, ho promosso in Veneto, in Friuli eccetera, abbiamo inaugurato circa 40 vie e fatto dei monumenti. Qui attorno al Put di Treviso ho fatto un monumento dove c'è il bastione San Marco, quel monumento con delle frecce, con delle lance, con delle pietre che ho preso sul Piave, è una realizzazione che ho fatto allora col sindaco Gobbo. Ecco, quindi bisogna conoscere la vera storia, quindi questo è un grandissimo personaggio che era sull'attività dei frati, che erano molto interessati alle medicine, alla cultura dell'ambiente, a produrre il miele. Vediamo anche la foto cose. dell'inaugurazione del monumento, prego la regia, il nostro Ceron di mandarla, Francesco Ceron, per capire, ecco, l'importanza anche della storia, dei monumenti che vanno conosciuti, ecco, dobbiamo anche spiegarli. Questo monumento qua l'ho fatto appunto nel 2010, è un'opera di Piero Stefan di Cosa, un artista. Abbiamo realizzato questo monumento in bronzo con Marco Daviano che abbraccia. Che si trova dove questo monumento, per chi non lo sa? A Vallonto di Fontanelle, ecco. E lì siamo col sindaco, siamo anche con l'assessore di Spresiano, che ha mandato appunto il sindaco, perché vogliono fare qualcosa anche a Spresiano, non so cosa, magari un giorno invitiamo magari il sindaco o l'assessore che è lì presente, che ci possono parlare su cosa hanno capito leggendo queste pubblicazioni, queste robe su Marco Daviano, perché Marco Daviano era uno che faceva anche 50 km al giorno, si spostava da una città all'altra, quindi dopo andava a Vienna, non sapeva la lingua veneta, ma con i suoi gesti, le sue parole e quant'altro riusciva a esprimersi. Questo è un grandissimo personaggio che deve essere portato avanti. Abbiamo Paola da Padova, ciao Paola. Sì, buongiorno Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti, tutti quelli che sono in ascolto, e intanto grazie per l'opportunità. Allora, complimenti ai tuoi ospiti, perché è un altro mondo, gente con passione, con ideali. È il mondo che dovremmo vivere, invece purtroppo il rovescio della medaglia è la politica.
E mi soffermo sul signor Martano dell'EMPA, quale vorrei fare, cioè così un piccolo appello a tutte le persone: non negatevi la gioia di avere un animale in casa, perché la vita cambia. Si impara veramente che cos'è l'amore, perché gli animali hanno questa facoltà ed è veramente una gioia e in famiglia porta sicuramente un sorriso, serenità e fa bene a tutti. Poi, se mi permetti, e complimenti a queste associazioni, soprattutto quelle che lavorano sul campo e non in ufficio, e lavorare sul campo è molto duro e ne so qualcosa. E qua vorrei richiamare ancora una volta la politica, che veramente è assente. Vorrei ricordare ai signori sindaci che sono loro i responsabili degli animali nel territorio e che invece, cioè, anche quando c'è pomposamente il cosiddetto ufficio diritti animali, non danno una lira, non danno un aiuto, smissano qualche telefonata, quando ci sono dei problemi tutto sulle spalle rimandano delle associazioni, le quali vorrei ricordare che ogni tanto difficilmente hanno qualche piccola sovvenzione, raramente, la maggior parte non solo della sofferenza, fatica, tempo, viene lasciato, compresi i conti dei veterinari, che sono quelli che pesano maggiormente, tutto sulle spalle di questi volontari. Quindi ufficio diritti animali veramente dovreste diventare qualcosa di fattivo, non solo smistare le telefonate, perché il lavoro di queste persone è troppo pesante e soprattutto pesantissimo economicamente. Grazie infinite e buona giornata a tutti. Paola, mi raccomando, quello che mi hai promesso, mi raccomando. Allora, Martano, come commenta questa telefonata di Paola? Ma soprattutto io vorrei anche, non a caso, portarla anche su quello che ha detto Dio ti salvi Perin e di quello che ha fatto vedere. Questi quadri all'interno delle chiese, dove quasi sempre ci sono animali. Questi grandi pittori, ecco, che disegnavano sì i potenti di turno, ma sempre con animali, sia cani, gatti, bellissimi anche animali. L'importanza, ecco, dell'animale, di queste creature. Prego. Sì, la signora in collegamento telefonico ha sollevato due temi, entrambi importanti. Il primo è collegato anche a quello, insomma, che evidenziava lei. Da sempre gli animali hanno fatto parte, come dire, e hanno compartecipato all'esperienza umana. Probabilmente negli anni passati la situazione era diversa, oggi la stragrande maggioranza delle famiglie ha un animale in casa. Dicevo prima, può essere il cane, il gatto o altri tipi di animali. Danno tanto, come giustamente diceva la signora al telefono, va riconosciuto anche che hanno anche loro bisogno di ricevere tanto. Quindi l'animale può arricchire veramente la vita di una famiglia, può dare compagnia a un anziano, può aiutare i bimbi di una famiglia a crescere con un'esperienza fantastica, che è quella di avere un animale in casa, ma bisogna ricordarsi che in cambio l'animale ha bisogno anche di soddisfare le sue esigenze, che non vuol dire essere umanizzato, ma vuol dire ricevere in cambio le attenzioni che servono a fare il suo. Quindi il tempo da dedicare a un cane è un tempo che va calcolato in una famiglia, perché il cane non è un peluche che uno trova seduto sul divano quando torna dal lavoro. Quindi molto spesso, purtroppo, c'è chi non valuta bene e non si fa assistere e consigliare bene in fase di adozione e poi si rende conto che l'animale ha delle sue esigenze. Da un lato, come dicevo, esigenze pratiche, dall'altro, e mi collego all'altra osservazione che giustamente faceva la vostra ospite telefonica, ci sono anche degli aspetti economici. Allora, la politica, tutta locale e nazionale, ama molto farsi selfie, fotografie sui social di tutti i politici. Noi vediamo qualche post con il cagnolino e il gattino, perché la sensibilità verso gli animali c'è, dopodiché in concreto siamo a zero. Le parole su questo tema stanno a zero, perché noi abbiamo una regione Veneto che sul randagismo mette 4 centesimi, e il randagismo, uno dice, in Veneto non esiste. In Veneto il randagismo non esiste perché le associazioni negli ultimi 30 anni lo hanno sconfitto.
Marandagismo vuol dire anche, per esempio, finanziare diversamente le campagne di sterilizzazione dei gatti, vuol dire creare degli strumenti attraverso le associazioni, ma non perché vogliamo farlo noi, perché è evidente che nel Veneto il grande lavoro lo hanno fatto le associazioni che hanno saputo dare una mano agli enti locali per creare le condizioni anche in momenti di difficoltà per far sì che una famiglia possa essere aiutata magari a mantenere l'animale in casa, sostenuta nelle cure veterinarie, piuttosto che quel cane finisca in rifugio perché una famiglia ha difficoltà. A livello nazionale è anni che è stata creata la normativa, ma mai pubblicata, per permettere l'acquisto dei farmaci a uso umano che sono identici a quelli veterinari. Oggi un antibiotico per il cane costa 5 volte l'antibiotico umano e è la stessa identica cosa. Adesso io non voglio citare il nome e cognome dei farmaci, ma l'antibiotico veterinario piuttosto che il cortisone ha lo stesso identico principio attivo di quello umano e costa 4, 5, 6, 7 volte tanto. Per quello dico che le parole stanno a zero, perché al di là dei post e dei selfie, dopodiché un cambiamento sulle pene per il maltrattamento degli animali nessuno l'ha mai visto. In termini di costi nessuno l'ha mai visto. Ogni tanto si esce con questi proclami in cui si dice bisogna fare la mutua per gli animali, che sappiamo tutti che è irrealizzabile perché non abbiamo i soldi per la sanità umana, figuriamoci se ce n'è per rendere gratuito le cure degli animali. Ma invece di sparare queste cose paraboliche bisognerebbe partire dalle piccole cose e quindi cominciare zona per zona, soprattutto in realtà come il Veneto, dove abbiamo fatto negli anni da apripista all'Italia sulla lotta al randagismo. Il Veneto non era diverso. Io ho iniziato a 16 anni a fare volontario. 30 anni fa, davanti ai canili del Veneto si trovavano gli scatoloni pieni di cuccioli, esattamente come oggi avviene in altre parti d'Italia. Se questo oggi è diventato un fenomeno molto più raro, è perché si è lavorato tanto sul territorio e tutto questo lavoro è stato quasi finanziato dai cittadini attraverso le associazioni. Questa è la realtà. Il rifugio di Mira che serve 17 comuni, ok, non uno, 17 comuni, è un'opera realizzata dall'associazione che paga un mutuo per quel rifugio, perché se stessimo aspettando i comuni, quei comuni sarebbero ancora senza canile. E poi ma lo voi vedremo, sapete che noi il contributo poi che lo riceviamo... vedremo. Allora devo veramente un po' chiudere perché devo devo salutare il nostro ospite, non so se vuole fermarsi ancora. Allora, a parte la verità che ha detto Martano, siamo proprio veramente grati a queste associazioni di volontariato che se non ci fossero dovremmo inventarle perché mettono le pezze dappertutto, aiutano, compresa la sottoscritta, e vi dico sempre grazie. Pensate che giovedì partiremo con più di 200 persone tra diversamente agili, anziani, studenti per una visita a Palazzo Ducale, perciò andremo a vedere anche il Bucintoro, alle quadrerie, grazie a questa grande famiglia, l'ULS 2 della marca trevigiana, che ci permetterà di partire con 2 motonavi e portare queste creature a vedere le meraviglie, perché forse hanno una sensibilità superiore a quello che pensiamo e sanno apprezzare il bello. Voi non avete idea con quale attenzione, però vi farò vedere tutto naturalmente se riusciremo a partire tempo permettendo. Allora, Dio ti salvi Perin, come commenta intanto le parole di Martano, soprattutto lei che è una persona veramente che sta cercando di dare veramente aiuto a queste persone, portare avanti anche una storia, mettendoci anche lei del suo, impegnandosi anche economicamente non da poco per cercare di portare avanti la storia, perché tutte sono nostre radici. Quello che ha detto Martano sono le nostre radici, questa voglia di fare, di dare, di creare. Lei è un esempio, prego. Si fa no, ma però c'è anche la rotaia, perché deve portare anche la rotaia. Quello che si può, quindi con l'aiuto di tutti, diciamo così, io posso portare delle iniziative a partire da Vienna, Milano, Meridione o quant'altro, quindi non ho limiti di posto, quindi siamo conosciuti, quindi abbiamo un'attività anche importante, ecco, come tu hai detto prima che avevamo recuperato la nave e quant'altro. Questo per esempio è un'attività che abbiamo, il rigassificatore
di Livorno, sapete quello che tanto dicono in giro che non si può fare, che è pericoloso per la città, eccetera. Questa è una specie di nave piazzata su dei... Fermo perché abbiamo Giuseppe da Verona, abbiamo collegato anche Verona, che hanno chiamato dappertutto stamattina. Giuseppe, ciao, sai cos'è il rigassificatore tu? Sì. Benissimo, sono molto contenta. Prego Giuseppe. Allora, i temi che avete trattato questa mattina sono molteplici, di conseguenza la prima cosa che mi interessa sapere dalla conduttrice, se secondo lei, e se esistono i pennivendoli e se sa che cosa sono. I pennivendoli, bisogna vedere, io i pennivendoli vedo quelli che scrivono i burocrati, io li chiamo pennivendoli, per me sono i pennivendoli quelli, dal mio punto di vista. Poi ce ne sono altri pennivendoli, sono quelli che scrivono, scrivi e poi buttano via tutto. Questi sono altri pennivendoli che fanno finta di ascoltare. Non so da parte tua cosa intendi per pennivendoli, questi sono i miei. Per pennivendoli intendo dire coloro che determinano e fanno propaganda a loro vantaggio, a vantaggio di chi li paga. Allora siamo là, abbiamo capito, avevo capito bene. Vuoi dire qualcos'altro, Giuseppe? Secondo lei ce ne sono oppure no? Certo che ce ne sono, e tanti anche, forse più di quelli che dovrebbero esserci. Allora posso parlare con lei. Senta, l'argomento che mi interessava, perché ne avete fatto tanti temi, quello dei cani che parlava quel signore, la rappresentante dell'ENPA. Cani. Ecco, brava, quel signore lì dovrebbe prima di tutto dire quanto le persone che adottano cani o che si prendono i cani o i cuccioli che poi diventano grandi danno fastidio alle persone normali nelle abitazioni, perché ci sono persone che da 30 anni adesso la casa è diventata, hanno cambiato tutti gli inquilini e i proprietari, sono arrivati i giovani, sono pieni di cani, cosa fanno? Aprono la porta del poggiolo e li lasciano fuori, i quali cominciano ad abbaiare per chi passa per la strada, per gli altri cani che sono sui poggioli, ha capito, disturbando completamente io sono ammalato, adesso non riesco a dormire quando al mattino aprono i poggioli e vengono ad abbaiare su in tutte le maniere. Il cane, se devono scegliere un essere animale che gli faccia compagnia, scelgano un gatto, mai un cane, perché il cane deve stare dentro in un posto stretto e il cane ci sta bene in casa, il gatto invece non disturba, non lascia i loro, come possiamo dire, le loro cacche lungo la strada dove le vecchiette che vanno a messa prima scivolano e si rompono il femore. Non le dà, hai capito? I cani in mano alle persone non vengono trattati come animali, vengono trattati come esseri umani, di conseguenza neanche raccolgono quello che seminano. Perciò non comprate cani, non allevate cani, ma se potete allevate gatti che non disturbano nessuno e non sporcano in nessuna parte. Grazie Giuseppe, molto chiaro. Purtroppo devo correre. Giuseppe ha fatto le critiche, le sue riflessioni, poi sentiremo come commenta Martano. Allora, Dio ti salvi, per il tempo corre. Ecco, c'era la rotaia, dove c'è la rotaia si è cascata, ho fatto anche un salto, eccola qua. Un pezzo di rotaia, perché? Ecco, questa io mi sto interessando di storia anche delle macchine a vapore. Per esempio ho una collezione di macchine a vapore per l'attività agricola, ecco, macchine che hanno più di 100 anni e sono tutte funzionanti, voglio dire, le abbiamo portate su a Campodoro nella mostra dei trattori antichi, eccetera. A Pieve di Soligo abbiamo realizzato lungo la strada questo monumento qui
praticamente, che è in comune di Susegana, vicino alla chiesa Sant'Anna, e abbiamo messo lì 2 pezzi di rotaia che sono datate 1912, Fonderia di Savona. Ecco, qui c'era il treno che da Ponte Priolo a Susegana andava in piazza a Pieve di Soligo, faceva il giro e tornava in giù. Quindi dopo circa una ventina d'anni è stata tolta questa ferrovia, però noi abbiamo sia del materiale del locomotore oppure delle carrozze di questa tranvia, e questa sarebbe la sezione di queste rotaie che abbiamo trovato scavando sulla strada. Abbiamo recuperato alcuni metri di queste qua. Adesso abbiamo proposto al sindaco di Pieve di Soligo, visto che il treno girava in Pieve, di fare una cosa, un presente, qualcosa. Adesso il sindaco Soldan ci darà risposta se è interessato che lo mettiamo in qualche parte, quindi per ricordare la storia, insomma, perché c'erano le ferrovie che andavano fino a Follina e faceva il giro anche per Vittorio Veneto, quindi è una storia molto importante sulla ferrovia. E in merito alla telefonata di Giuseppe, lei ha animali, cani, gatti, uccelli, orsi, sciacalli? Io personalmente no, non li ho, perché sempre viaggiando e non potevo dedicare tanto tempo, però mio figlio e i nipotini ne hanno e vedo che sono affezionati, anch'io sono affezionato e sono amorevole, insomma, avere questi animali vicino è importante, da fare compagnia e ci penserò. Allora andiamo a vedere, prima di commentare la telefonata di Giuseppe, di quello che ha detto di Ottisalvi Perin, l'inaugurazione del nuovo canile. Andiamo a vedere. Lei mi diceva sempre che quell'incarico era l'opportunità per aiutare gli ultimi, gli indifesi, i dimenticati e quindi anche gli animali. Lei è l'ex assessore comunale Silvana Tosi, mancata nel novembre 2021, il cui figlio Daniele ha voluto ricordare l'impegno che ha sempre messo nelle sue battaglie, compresa quella per gli animali. Ecco perché il sindaco ha voluto intitolare proprio a lei il nuovo canile comunale nel parco di San Giuliano a Mestre, inaugurato ufficialmente. È un canile completamente nuovo, è un canile che è all'avanguardia non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale. È un canile che è dotato anche di energie rinnovabili, ci sono circa 14 kW di energia rinnovabile sulla copertura, quindi è un canile che funziona da sé. Questo è un canile dove prima vivevano più di qualche centinaio di animali, ora ne sono invece stabili 66. Realizzato in circa un anno al costo di 1.400.000 euro, nel canile ci si occupa degli animali sia da un punto di vista sanitario che fisico, in modo che possano essere adottati, come è già successo a una cinquantina di loro, proprio come avrebbe voluto Silvana. Abbiamo anche ricordato Silvana Tosi, tante volte ospite a Sveglia Veneti, che ricordiamo veramente per l'impegno che ci metteva su tutto, ecco, su quello che faceva un assessore, un'assessora sempre sul pezzo. Allora Martano, come commenta questo servizio, le parole che ha detto Giuseppe da Verona, quello che ha detto di Ottisalvi Perin? Prego. Sì, questo è il rifugio di Mestre che avete visto nell'ultimo video, che è un'eccezione nel senso positivo a 360 gradi, perché è il frutto della volontà di un'amministrazione, dopo tanti anni, di chiudere un capitolo che era quello del vecchio canile, che era una struttura fatiscente con tantissimi problemi evidenziati da tanti anni, e realizzare una struttura nuova e, come diceva nel servizio l'assessore De Martin, moderna sicuramente a livello nazionale, nel senso che è oggi una delle strutture più nuove, più innovative, nella quale anche l'impegno della nostra associazione è proiettato a livelli identici a quelli della struttura, nel senso che l'impegno non deve essere solo nel costruire una bella struttura, ma fare in modo che gli animali all'interno siano seguiti e gestiti nel modo migliore perché possano trovare casa il prima possibile. Come si fa a trovare casa nel modo migliore a un animale? E mi collego alla telefonata dell'ospite di prima. Allora, se noi pensiamo che siccome un proprietario fa abbaiare il cane è meglio non prendere cani, allora facciamo così, non compriamo più il tagliaerba perché c'è il cretino che taglia l'erba alle 2 del pomeriggio quando tutti stanno riposando. Il concetto è un altro.
e è il compito anche delle associazioni. Le associazioni valutano per esempio il tempo che una famiglia ha da dedicare ad un cane, quindi che ci siano dei proprietari irresponsabili che non raccolgono le deiezioni per strada, che fanno abbaiare il cane, ma avviene in tutti i mondi. Sarebbe come dire che se c'è un bambino che disturba al ristorante, tutti i genitori sono dei genitori che crescono dei figli maleducati. Sono banalità che non hanno nessun senso, che non portano da nessuna parte. Il proprietario del cane deve essere responsabile del proprio animale. Noi facciamo centinaia di adozioni all'anno, andiamo a visitare prima e dopo i nostri animali per essere sicuri che l'animale si trovi bene e per essere sicuri che la famiglia abbia e sia nelle condizioni di gestire bene il cane. Quindi io, come dire, non posso fare che l'appello contrario, perché i gatti sì e i cani no. Adottiamo, sicuramente non compriamo, ma adottiamo un animale nella consapevolezza che un animale richiede tanto impegno, tanta attenzione, può dare tanto, come diceva il signor Perin, che dice: con i miei nipoti io vedo l'aspetto positivo della presenza di un cane. Poi è indubbio che un cane non è per tutti. Come tante cose, nessuno di noi è adatto a fare tutto nella vita. L'animale è un impegno, ha delle esigenze, bisogna misurarsi con queste esigenze ed essere responsabili quando si fa l'adozione. Generalizzare non porta da nessuna parte, neanche nel mondo degli animali. Io sono stata quest'estate a Lignano, dove c'è la Bow Beach bellissima, dove c'è questa spiaggia libera anche per cani, e qua devo ringraziare il volontario Francesco Mastroianni, che veramente di Lega Ambiente, che tiene pulito, tiene in ordine questo pezzo di spiaggia libera, che è una meraviglia. Non finirò mai di ringraziare, anche se è successo. Poi inviterò Francesco Mastroianni e spero anche qualcun altro per capire cosa è successo il dopo, ma soprattutto quello che ho visto è una cosa incredibile. Nel senso, Martano, non si può dare la colpa all'animale, però io non posso vedere bambini al mattino con il cagnolino, senza un sacchetto, senza niente, che non sono in grado di gestire la situazione perché nessuno gli ha insegnato, e con questi cani che sporcano dappertutto perché voi non avete idea cosa si vede e nessuno raccoglie. Io vorrei che, se questa sanzione fosse molto alta, ti becco a non pulire, 500 euro di multa. Io voglio vedere se questi genitori, come dice lei, che molti è una moda avere il cane, cos'è di moda quest'anno? Lo prendo, dopo un mese lo lascio perché non sono in grado di gestirlo, mi accorgo che è veramente una creatura che ha bisogno di tempo, di attenzione, che ha degli spazi importanti che io devo dare, e non è possibile assistere a questo. Allora capisci che qualcuno deve fare qualcosa, perché non è possibile, come dice anche Giuseppe, che lasciano questi cani poveretti in questi condomini, ed è vero quello che sta dicendo Giuseppe, ore e ore loro magari se ne vanno. Cioè ci vorrebbero veramente un po' di regole da parte, ma non dei cani e degli animali poveretti, che loro no, sono bravi di più, da parte di certi proprietari, perché non è che uno possa fare quello che vuole perché tanto posso farlo. Qual è il problema? C'è qualcosa che non va, o sbaglio, Martano? Voi ce la mettete tutta, tanto è vero che parlate di adozione, che andate a vedere come tengono questi animali, ma non potete arrivare dappertutto. Allora dove voi non arrivate? Come può proteggersi il cittadino da un maleducato, da un arrogante, magari prepotente, che pensa di fare tutto quello che vuole? Prego. Ma guardi, io le dico una cosa, io sono proprietario di 2 cani, vivo in appartamento e li porto fuori. Io ho con me sempre i sacchetti per la raccolta delle deiezioni. Le dirò di più, che alle volte raccolgo anche quelle degli altri, perché a me dà fastidio che da proprietario di cane qualcuno mi possa accomunare al proprietario di cane maleducato che lascia in giro certe cose. Dopodiché, ripeto, tutto rientra nell'educazione. Allora, indubbiamente è bene che il cane non disturbi, indubbiamente io le dico anche che noi riceviamo alle volte delle segnalazioni dove il problema del disturbo di fatto non esiste, quindi il livello di tollerabilità che poi ognuno ha, sa, io dico sempre che oggi come oggi nella vita in città bisogna anche essere consapevoli
che oggi faccio rumore io perché ho gli amici a casa, domani fa rumore il mio vicino di casa perché il cane abbaia, quindi ci sono delle ore dove è corretto che ci sia silenzio, ci vuole anche un po' di pazienza e di tolleranza per i cani, per i bambini che piangono, per il vicino di casa che fa il lavoro col trapano. Quindi io sinceramente, pur sottolineando, come ho detto prima, il fatto che ci siano dei proprietari di animali che non sono educati e che non si comportano correttamente, dico anche che c'è una stragrande maggioranza di cittadini, perché oggi la maggioranza degli italiani ha in casa un animale, che vivono con il loro animale in modo corretto, rispettando anche quella che è la convivenza con i loro vicini di casa, piuttosto che con i loro concittadini. Ma qua non ci piove, che ci sono tantissime persone educate, brave, animali meravigliosi, tanti. Il problema è che dobbiamo andare a colpire quelli che non riescono a capire che la tua libertà finisce quando inizia quella dell'altro. Il rispetto, Martano, perché se uno non vuole ascoltare è un problema con le leggi che abbiamo, con le sanzioni che abbiamo, farci ascoltare, perché se ne frega, e là è il grande problema, se ne frega, e siccome sono pochi rispetto a quelli invece che si comportano bene, come ha spiegato benissimo lei, con animali meravigliosi, non possiamo colpire l'animale che non c'entra niente, poveretto, anzi se cambiasse padrone magari sarebbe anche felice. Il problema è colpire quelli che non riescono a capire, e qua deve intervenire la legge con delle regole, con delle sanzioni severe, non fregarsene di tutto, perché giustamente ci sono persone anziane, ammalate, che hanno bisogno anche di tranquillità, ma se uno non capisce come si fa, Martano? Perché è giusto tollerare, come dice lei, ma se uno continua a non capire, guardate che diventa un problema. Vedete le risse che succedono nei condomini, è pazzesco quello che succede, perché ognuno si fa le proprie regole. Allora noi dobbiamo colpire quelli che si comportano male, perché quelli che si comportano bene sono tantissimi, li conosciamo e veramente dobbiamo dire chapeau, perché sono veramente bravi. Prego, Perin, cosa vuoi dire? Io volevo dire, sono appena arrivato da una settimana in Francia, che ho girato nel sud, anche nei paesi, è una cultura veramente che sono attrezzati nei paesi con le colonnine, quei sacchetti per mettere tutto. Però è certo che bisogna che i comuni si attrezzino per anche portare via quello che è iniezioni, eccetera. Quindi direi che anche qua i comuni però dovrebbero attrezzarsi, tutti i comuni, anche i piccoli comuni, con questa. E allora matura di più anche per le scuole, eccetera. Se tu hai il sacchetto disponibile, se devi andare a comprare il sacchetto, magari tanti trovano la scusa. Lì in Francia veramente pulito anche nei paesi, una cosa eccezionale ho visto. Abbiamo Giusy, ciao Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Mirella, te ha proprio ragione che bisogna cambiare parole, perché non si può dare a una persona che lo assa tutto il giorno in terrazza, ma come che ha detto prima il signor, perché ora si lavorare, non si può. E mi pare che il canile che ne avevi fatto vedere adesso, dedicato alla Silvana, non abbia il tetto coperto dall'ombra e dalla pioggia. Mi pare di aver visto che non c'è niente sopra. I gavarà un sgabussin, tu capio dentro, ma se in caso piove. Ma mi pare che sia il sole e anche la piova, non so, non ho capito bene. No. Dopo, Mirella, come che te ho detto un'altra volta, che a sti poveri anziani che ha 500 euro al mese, a quei dovrei dargli un bonus, cioè presentando l'ISEE, di andare dal veterinario, di andare al settore medicine, di fargli visite, ma perché, Mirella, fra le vaccinazioni e dopo chi capi magari qualche problema, bisogna curarli sti cagnetti, perché non te puoi vederli soffrire. Due bastardini che ho portato a 18 anni, come che te ho detto ancora, quanti infiammatori e diuretici come no altri, ma per chi soffre come no altri dei reni, dei dolori alle gambe, perché il mastetto che aveva i dolori sulle gambe da Drio, e ora antinfiammatori, durava 2 o 3 giorni, ma non si può dare a una persona anziana, Mirella, bisogna aiutarli, sti anziani. È la unica compagnia che ha, perché i fioi non ha tempo, per chi va a lavorare, per chi arriva a casa di sera tardi, sua mamma che fa anche la pignatea per portarsi a casa, non ha neanche tempo di stare che Dio ha neanche a suoi fioi.
Soffioi li vede a sera, forse li vede a sera perché li mette in letto, a mattina va a lavorare, insomma tutto un affare così. È una situazione drammatica. Grazie, io ringrazio anche l'ENPA di Treviso che veramente al Banco Solidale ha fatto arrivare le crocchette per darle appunto a quelle persone che non hanno la possibilità, perché ce ne sono tante, ve lo posso assicurare, perciò ringrazio l'ENPA pubblicamente, la Valentina Perin, di quello che cerca di aiutare anche lei quando può, aiutando il Banco Solidale, perché molti anziani, come dice la nostra Giusy, molti diversamente giovani hanno questi animali, però poverette se prendono la borsa della spesa, pensate se hanno la possibilità di avere queste cure e di fare questo per i loro animali. Prego Martano, come commentiamo? Allora, volevo tranquillizzare la signora, il rifugio di Mestre ha assolutamente la copertura per gli animali hanno una zona notte e una zona giorno. La zona notte li tiene a riparo dal caldo, dal freddo, e dirò di più. Il rifugio di Venezia è un rifugio in cui esiste l'impianto di riscaldamento e di aria condizionata nell'area degli animali, quindi quello che si vede nel video è la parte esterna, cioè dove i cani, il giardinetto diciamo che ogni box ha che permette al cane di uscire, dal quale ulteriormente escono per andare nei prati che sono destinati allo sgambamento e alla corsa, quindi assolutamente su questo può stare tranquilla, nel senso che veramente si tratta di una struttura estremamente all'avanguardia. Torno al discorso di prima, è indubbio, in tutti i campi ci sono le persone che sbagliano. Io non penso che aumentando la sanzione si risolva, io penso che si risolva aumentando i controlli, perché sicuramente se in un comune, anche piccolo, come diceva il signor Perin, comincia a girare la voce che Tizio e Caio hanno preso la sanzione perché non hanno raccolto le deiezioni, vedrà che il giorno dopo c'è qualcuno in più che comincia a farlo. Non credo che il problema siano i sacchetti, perché un proprietario che nel suo cervello non ha l'idea che lo sporco del suo cane lo deve raccogliere, non va a comprare i sacchetti, ma non va neanche a cercarli in giro per il paese. Poi indubbiamente ci sono delle realtà di comuni che forniscono anche i sacchetti, ben venga, forse a titolo, come dire, educativo. Però se io vivo in un comune in cui il sindaco mi fornisce i sacchetti e poi vado a passeggio lungo il Sile o lungo il Brenta con il mio cane dove i sacchetti non li trovo, cosa faccio? Lascio lì lo sporco. Quindi è un concetto di educazione che il proprietario deve avere, perché il proprietario del cane ha la responsabilità di quello che il suo cane fa. E un proprietario attento al proprio animale, generalmente io dico è anche un proprietario responsabile che non fa pagare agli altri la sua passione per un animale. Io faccio così, io non faccio pagare agli altri con lo sporco, con i rumori, il mio desiderio di avere 2 cani in un appartamento. Molto chiaro Martano, la ringrazio di essere stato con noi, ringraziamo Roberto Martano, responsabile rifugi Mira Venezia dell'Ente Nazionale Protezione Animali. Faremo un altro servizio, faremo vedere questo bellissimo canile all'avanguardia, perché bisogna anche far vedere le cose belle e positive. Esatto. Abbiamo visto l'esterno, la prossima volta faremo vedere l'interno, Martano. Ecco, perciò sarà molto importante, perché la gente vede che veramente il sindaco Brugnaro qua ha fatto veramente una cosa veramente buona e utile, soprattutto per queste creature che anche loro forse sono i veri amici dell'uomo. Grazie a Roberto Martano. Dio ti salvi Perin, come ci saluta? Ma io non mi resta che ringraziare tantissimo la tua opera che fai, perché stai lavorando veramente bene, e quindi dare un'informazione importante che non è facile, perché come ti ho detto prima sui rigassificatori i giornali parlavano di paura perché il rigassificatore a Livorno era attaccato alla città, invece è a 10 chilometri o anche più dalla città, e quindi non c'entra niente di parlare di pericolo e quant'altro. Che è stato interrotto perché era arrivato da Mantova Lino, che lei diceva è una nave. Spieghi cos'è questo rigassificatore per quelli che non lo sanno. È una nave gassiera fissata sul fondale, quindi hanno delle grosse palificazioni
che sono immerse, e quindi la nave è rialzata su 10 metri dal livello del mare, e quindi quando arrivano le navi gassiere dall'America attaccano il tubo, scaricano appunto su questa nave, dalla nave dopo parte un tubo che va a collegarsi a terra con tutta la rete nazionale di distribuzione del gas. C'è una nave fissa praticamente che raccoglie i gas. Esatto, e quindi che è un serbatoio praticamente che raccoglie, ma è lontana, non è in porto e quant'altro. Ne hanno parlato per mesi, mi pare per 1 anno e mezzo, di questo pericolo, no, non la vogliamo. E questa è sicura, insomma, ecco, c'è la sicurezza di questi impianti come sono gli altri serbatoi di gas metano, ma non si deve dubitare. Allora ringraziamo Diotisalvi Perin anche per questa documentazione anche che ci ha fatto capire, e bisogna anche conoscere, capire di cosa si parla, perché delle volte il no non è capito, ma forse qualcuno dovrebbe spiegare anche molto bene, questo dovrebbe fare qualcun altro, invece non si fa. Grazie anche a Diotisalvi Perin, grazie, pubblicità. Anime giovani, salite in cielo. Samuele Tommasi, Luciano Zago, Andrea Franzin. C'è salto nel parcheggio della SME, a poche decine di metri dal guardrail della A4. Vengono scanditi uno a uno i nomi delle vittime della strada in questo territorio così duramente colpito dai lutti. Il parroco, Don Mauro Gazzelli, ha ancora una volta chiamato tutti a raccolta: istituzioni, forze dell'ordine, associazioni e soprattutto famiglie e genitori rimasti senza un figlio. Un'urna con i loro nomi, aperta di anno in anno per contenerne purtroppo di nuovi, e un fardello, quello del tratto maledetto dell'autostrada, senza rimedio se non un corretto atteggiamento alla guida. Qui passa tutta Europa in questo tratto della 4, quindi ecco questa continuità, uscire dal casello anche per una preghiera, una supplica, come mi ha detto Iso Radio l'anno scorso, ognuno deve combattere con le sue armi e io come sacerdote devo proporre le armi della preghiera. È incolmabile il vuoto, almeno tra di noi, con chi rimane, stringerci vicino. Ci può toccare tutti, ecco, questo è quello che è il significato, quindi diciamo che ben vengano queste manifestazioni e bisogna anche comunque che ci diano risorse per poter migliorare soprattutto le infrastrutture in modo tale da evitare queste situazioni così gravi e penose. Anche giovedì c'è stato un incidente importante che ha bloccato completamente il paese, pertanto serve grandissima attenzione. Non so neanche se le infrastrutture, per quanto importanti e per quanto necessarie e stanno arrivando, siano da sole ottimali per risolvere definitivamente questo problema. Neppure la terza corsia, ripete a più riprese anche Don Mauro durante l'omelia, basterà per cancellare questa piaga. La preghiera alla Vergine portata in processione fino a ridosso dell'autostrada e poi i lumini da accendere in chiesa. E infine la poesia che Alessandro Camerin, rimasto per settimane in coma, dedica all'amico Lorenzo Carrer, morto appena 18enne mentre insieme erano in sella allo scooter sulla Triestina a Torre di Mosto nel 2014. Lore, ora ti ricordo, non dimentico, non ti scordo, con rispetto per chi sta soffrendo. Te le cose le raccontavi sorridendo. Se mi stai ascoltando, ti sto solo ripetendo che la tua vita è stato il regalo più stupendo. Ciao Ale. Ciao Ale, ciao a tutti quei ragazzi e ragazze che non ci sono più. Un abbraccio grande a questi genitori che proveranno questa pena incredibilmente infinita e atroce per tutta la vita. Un grande abbraccio da tutti noi. Prima di presentare gli ospiti diamo la parola alla nostra Nadia, se no mi cade la linea. Vai Nadia. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti che non so chi siano. Comunque, dopo te li presento. Volevo parlare della precedente ora che hai fatto. E sono vicina a questi genitori perché sono genitore e so cosa si prova perché il mio più piccolo
ha avuto un incidente a 17 anni con la moto e so. Comunque volevo tornare ai precedenti ospiti che avevi, se posso. Prego Nadia. Allora, ha ragione il signore che ha telefonato da Padova, che sono villani. Io li richiamo quando sono fuori, che vedo, li richiamo. Fanno finta di niente. Le signore col telefonino camminano, però non guardano quello che fanno il cane. E dopo le ho viste, raccolgono le feci dei cani e poi quando sono più avanti li buttano nel campo a fianco. Ti sembra giusto? Allora, sono proprio villani, veramente. E tanta ignoranza c'è. E dopo hanno levato c'erano dei cestini lungo il Sile, sotto il comune di Silea, li hanno levati tutti, non c'è un cestino non c'è. Io raccolgo fazzoletti che si soffiano il naso e poi li buttano di qua e di là, ma non so che gente ci sia, come sono abituati. Bisogna avere rispetto anche della gente che abita qua dentro. Grazie Nadia, devo correre perché il tempo è tiranno, ti ringrazio della telefonata e risposta anche, era Giuseppe da Verona che aveva chiamato, grazie, in effetti bisogna capire che qualcuno deve rivedere il proprio comportamento e soprattutto il rispetto che manca dappertutto molto. Allora vi presento subito i graditi ospiti, abbiamo collegato da Verona il professor Ugo Moretti, responsabile di farmacologia AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Buongiorno professor Moretti, grazie di essere qui con noi, veramente grazie. Saluto anche Don Mauro Gazzelli, parroco di Cessalto. Avete visto il video con il quale siamo partiti questa mattina per far capire l'importanza anche di questi parroci, ne abbiamo pochi sfortunatamente, ma che ce la stanno mettendo tutta per cercare di far capire che non puoi farti le regole da solo, non puoi decidere di fare quello che vuoi, perché il rispetto, appunto, il tuo rispetto finisce dove inizia il rispetto dell'altro. Questo rispetto, inutile Don Gazzelli parlare di strade, autovelox, qui manca il rispetto della persona, non si può correre in maniera indiscriminata con delle macchine potentissime. Adesso sembra che qualcuno si sia svegliato anche politicamente e certe macchine non si possono guidare finché non hai ben capito come funziona e questa bomba che hai in mano. Allora Don, ritornando appunto al video che abbiamo visto, questa importante messa che lei ha fatto proprio sulla A4, su uno dei tratti che non si capisce il perché, ma sempre là vengono gli incidenti, questo imbuto da 3 corsie, 2 corsie. Prego Don. Ecco, 3 corsie, il mio predecessore, sono parroco di 3 parrocchie, il mio predecessore ha fatto costruire, Don Piero, allora parroco di Santa Maria di Campagna, ha fatto costruire questa chiesa che la si vede anche dall'autostrada, ha fatto costruire uno dei 5 cavalcavia del comune di Cessalto. Quindi anche lui allora ci si preoccupava di. Ecco, oggi però l'illusione qual è? Che anche la terza corsia non basterà. L'Europa, qui ho un articolo, l'abbiamo dato a tutti, 200 copie l'altro giorno, ecco, l'Europa ci chiede di investire nelle rotaie. A me colpisce, in Germania 2 binari sono solo per le merci. Perché io che vado al lavoro il lunedì mattina, che disastro trovo, camion dappertutto, cioè è ridicolo. Ecco qua l'Italia dei tir. E diamo di passaggio ma è bello, dove sta la presa in giro veramente? Ma vogliamo le auto tutte a batteria che non inquinano? Ma cominciamo dai tir sgangarati che inquinano un disastro. E qui anche qui un ordine, perché sta povera gente che vita fa, come dormono, come mangiano, come corrono. Di notte noi a Cessalto escono, abbiamo camion ovunque che dormono. Quindi c'è un disordine di gestione e poi l'ho detto anche in omelia alle famiglie, avanti il prossimo, vediamo il prossimo vostro figlio che morirà, se volete fissiamo già il funerale, perché c'è questa faciloneria, no? Disgrazia, mio figlio non capiterà mai. Apro una parentesi, nella mia generazione c'era il ciao,
un ciao non aveva la frenata di 30 metri come uno scooter. Non solo, la nostra generazione era abituata anche a fare certi lavoretti manuali. Oggi i nostri ragazzi, tolti dal baucometro, questo si chiama baucometro, per cui si imbauchea il cervello a sonde, quindi usciti dalle teorie che sanno qua su, ma anche alla praticità. Alcuni ragazzi è da dire, guarda, mio figlio non lo vedo così anche pratico, freniamolo. E poi lo stile di vita, alcuni ragazzi un po' maleducati, un po' presuntuosi, bisogna cominciare a dire no, non vai via stasera, non diamo. Quindi diamo troppa libertà e giustifichiamo. Mi è capitato l'altro giorno in parrocchia, un ragazzo si è messo a saltare, a proposito, sulle casette del presepio vivente. Un anziano di 86 anni lo ha ripreso in parrocchia. Per restare in tema con la vostra notizia di prima, c'erano due mamme che passeggiavano con il loro cagnolino. Quando hanno sentito che l'anziano, sono intervenuti, hanno fatto una baruffa con questo anziano dicendo che non si può riprendere il ragazzo. L'anziano ha detto, ma signore, ma se questo ragazzo cade, innanzitutto si fa anche male, perché da quell'altezza si fa anche male gravemente, oltre che a un gesto di maleducazione. Subito pronte a giustificare la maleducazione. Però dopo viene a piangere da noi preti e date colpa a Dio. No, diamo colpa alla maleducazione, alle regole che non le diamo. No, colpa di Dio. Allora salutiamo anche il professor Ugo Moretti in fatto di regole, ma anche per capire, e vorrei anche capire con lei, perché ho avuto ospite prima di andare in ferie a fine luglio, il professor Moretti, il professor Garattini, che ho ringraziato tantissimo per partecipare a questa trasmissione, che mi ha lasciato, io e anche l'avvocato Golisciani, che è una donna sindaco di Casale, con le spalle al muro. Ci ha detto, ma voi donne sapete che i farmaci che prendete sono testati solo sugli uomini? Lo sapete questo? Se vuole rivedere la puntata, professor Moretti, volentieri. Ma quando deciderete a muovervi per capire cosa prendete? Cosa ci racconta, professor Moretti? Beh, su questo tema che è legato alla cosiddetta differenza di genere, cioè alla medicina che distingue, diciamo, i maschi e le femmine, le cose stanno cambiando ancora lentamente, però è evidente che c'è questo problema. Noi tutti usiamo dei farmaci con delle dosi che sono tarate, basate su un maschio bianco che pesa 70 kg. Ovviamente ci sono delle differenze, ma nelle donne, per esempio, ci sono anche delle differenze tra le donne non in gravidanza e le donne in gravidanza, quindi esistono delle differenze da questo punto di vista e qualcosa si sta muovendo, cercando di enfatizzare, di mettere in rilevanza quali sono i farmaci che funzionano in maniera diversa, tenendo presente che ci sono delle differenze anche nelle malattie. Ci sono malattie che sono più frequenti nei maschi o malattie che sono più frequenti nelle donne. Devo dire che c'è anche il discorso contrario, non è solamente il fatto che le donne usano farmaci che si usano dai maschi, ma per esempio se prendiamo alcune patologie, ci sono patologie che sono frequenti nelle donne ma che hanno anche i maschi, quindi in quel caso l'effetto è contrario. In generale diciamo che bisogna avere consapevolezza del problema, cioè il medico deve ragionare anche sulle possibili differenze tra maschi e femmine. Professor Moretti, però se non ce lo raccontava, ce lo diceva il professor Garattini, questo emerito professore, noi non lo sapevamo. E non è giusto, non è corretto. Cioè la trasparenza, specialmente quando riguarda la salute di ognuno e soprattutto i farmaci che dovrebbe essere al primo posto. Come mai è successo questo, professor Moretti? Ma soprattutto la ringrazio per aver detto finalmente qualcosa si sta muovendo, qualcuno si è accorto che così non può continuare. Prego, professor Moretti. Sì, no, è evidente che questo, come dicevo, è un argomento che è stato sottovalutato per molto tempo. Nasce addirittura dai test che si fanno nelle sperimentazioni, dove magari anche nelle sperimentazioni animali ci sono più animali maschi rispetto alle femmine. Perché? Perché l'organismo femminile ha molte più variabili, c'è tutta l'influenza degli ormoni e di altro. Ora,
diciamo, ci sono ragionamenti che i pazienti devono fare sull'uso dei farmaci che sono ovviamente condivisi, no? Cioè che se uno sia un maschio o una femmina, usare i farmaci nella maniera corretta, questa è una cosa che devono fare tutte le persone. Su questo argomento c'è una scarsa conoscenza anche degli stessi medici e quindi stiamo cercando di lavorare anche da questo punto di vista per ovviamente intanto diciamo incentivare e favorire la conoscenza di queste cose da parte di chi i farmaci li prescrive, ed ovviamente bisogna che poi queste informazioni arrivino anche alle persone, insomma. Grazie. Un'altra domanda molto importante: ricevo molte telefonate quando ho ospiti anche medici in trasmissione e molte persone dicono non prendo l'equivalente perché non è la stessa cosa, non mi fa niente, quando invece più di qualcuno ha spiegato che non è vero che è la stessa cosa. Allora, siccome io la ringrazio di essere qui, perché anche lei è un professore emerito che sa di quello che parliamo e cosa dire, a queste persone che non si fidano, ma perché non conoscono, a mio avviso, perché forse vi ascoltiamo poco, vi dite poco nelle trasmissioni, quelli bravi dovrebbero venire di più, come lei, professor Moretti e Garattini, perché scopriamo tante cose, ci fidiamo, perché siete delle persone preparate. Prego, professore. Allora, questo dei farmaci che diciamo noi li chiamiamo equivalenti, che è un nome diverso, ma poi magari fa più comprendere il fatto che sono effettivamente uguali. Ci possono essere medicinali che hanno, diciamo, un nome inventato dalle aziende e medicinali che hanno il nome del principio attivo, ma le aziende che producono i farmaci sono esattamente le stesse, i controlli che subiscono le aziende dal punto di vista della qualità sono esattamente uguali per tutti i principi attivi e per tutte le specialità medicinali, quindi non c'è una qualità diversa di una specialità medicinale rispetto ad un'altra. Ci possono essere delle piccole differenze che non hanno ricadute sull'effetto del farmaco e che sono esattamente le stesse quando confrontiamo due nomi di farmaci di marca rispetto a due nomi di farmaci cosiddetti equivalenti. Quindi il problema, diciamo, il consiglio che noi diamo è: in generale, chi utilizza una terapia cronica continui tranquillamente a prendere il farmaco che ha sempre preso. Cioè il consiglio è quello di non cambiare continuamente marca anche tra generici del farmaco che uno assume, ma se uno inizia una terapia e gli viene prescritto un farmaco equivalente, assolutamente lo può prendere in tranquillità, sapendo che è esattamente uguale a quello che sta prendendo. Una piccola differenza ci può essere invece sui farmaci biologici, quelli che si usano sulle malattie importanti in ambito oncologico. Lì si parla non più di equivalenti, ma di biosimilari, proprio per dire che sono simili e non esattamente uguali. Ma anche in quel caso i dati che ci sono a disposizione dicono che l'effetto dei farmaci è praticamente lo stesso, sono talmente simili da essere praticamente uguali. Tenete presente che usare questi farmaci similari ed equivalenti si traduce in un risparmio per il sistema sanitario nazionale. Questo risparmio non è che sono soldi che lo Stato risparmia e mette da parte, ma danno la possibilità di poter avere i farmaci nuovi e più costosi che tutti dovrebbero avere il diritto di avere. Quindi noi dobbiamo ragionare anche tenendo presente che non tutto ci è dovuto gratis, ma che dobbiamo contribuire a poter avere un sistema sanitario che sia in grado di avere i farmaci per tutti gratuitamente. Un'altra domanda, perché non a caso c'è Don Mauro Gazzelli e vi ho messo assieme, professor Moretti, perché sembra che questo Covid abbia rialzato la cresta, che ci siano delle nuove varianti, che i fragili, almeno da quello che si sente, dovrebbero fare la quarta o la quinta dose e soprattutto di stare ancora attenti, rimetterci le mascherine se andiamo su ambienti dove c'è molto affollamento. Questo vale anche per le chiese, per questo mi fa piacere che ci sia anche il dono, le scuole si stanno riaprendo, ecco, lavarsi le mani, dare meno il ciao con la mano, il buongiorno. Ecco, dal suo osservatorio cosa ci dice, professor Moretti? Perché noi abbiamo bisogno anche di sapere e di capire. Ho perso.
Sì, mi scusi perché era saltato un attimo la connessione. Sì, mi sente? Sì, sì. Bene, sì, bene. Benissimo. No, sul Covid, allora, cominciamo subito col dire che la situazione è assolutamente non preoccupante. C'è un incremento dei casi che sono stati osservati, legati alle modifiche che il virus ha avuto. C'è una nuova variante che viene chiamata Pirola, con un nome un po' strano, che sta facendo aumentare il numero di casi. Il numero però di persone che vanno in ospedale è ancora chiaramente basso, cioè non influisce sul sistema sanitario. In Veneto abbiamo circa un aumento meno di 200 persone ospedalizzate con il Covid, quindi i numeri sono assolutamente non preoccupanti e la situazione è molto diversa rispetto a 3 anni fa, perché ovviamente abbiamo una popolazione che in generale o si è vaccinata più volte o ha avuto la malattia magari anche più volte, quindi diciamo il virus non ha il campo aperto che aveva nel 2020. Quindi rientriamo in una situazione in cui il buon senso deve aiutarci nel comportarci con il Covid, così come dovremmo fare con tante altre malattie infettive, per esempio pensiamo all'influenza. Quindi il ragionamento è: le persone che sono fragili, anziane, che hanno patologie concomitanti, devono fare attenzione, quindi ovviamente cercare di non avere contatti con persone ammalate e non avere timore dei vaccini, che sono stati tra l'altro modificati di recente e che quindi saranno disponibili ad ottobre, proprio soprattutto per le persone che sono fragili. Per quanto riguarda la mascherina ed il resto, tutto va usato con il buon senso, cioè se io ho i sintomi e sospetto di avere un'infezione, farò un tampone a casa. Se per caso sono positivo, siccome ovviamente adesso non è previsto l'isolamento o quant'altro, dovrò però cercare di non contagiare gli altri, soprattutto se vivo assieme a persone anziane, quindi mettersi la mascherina, cercare di non andare in luoghi affollati se sono ammalato, è questione di buon senso. Ripeto, è una cosa che ha a che fare anche con l'influenza, cioè non dimentichiamo che l'influenza ogni anno fa 8.000 morti in Italia, quindi non è che stiamo parlando di situazioni che non conosciamo. Il Covid è ovviamente una malattia che può diventare pericolosa, non per tutti, ma soprattutto per le persone a rischio. E soprattutto, ripeto, non dobbiamo avere paura delle vaccinazioni. Io ho fatto 4 dosi di vaccino, mi sono anche preso il Covid e quando ci sarà il nuovo vaccino disponibile farò, essendo anziano, sia la vaccinazione per l'influenza che per il Covid. Anche se non ha patologie, professor Moretti, se lei sta bene, fa lo stesso? Io le patologie le ho, sono anziano e qualche problema al cuore ce l'ho, come gran parte, come tantissime persone, ma tra l'altro lavorando in un ospedale, anche lì è il buon senso che dice che le persone che lavorano in un ospedale e che quindi sono vicine a persone che sono molto fragili dovrebbero avere il dovere di vaccinarsi per non contagiare gli altri. Quindi non credo che siano cose poco comprensibili. Molto chiaro, professor Moretti. Sentiamo anche Don Gazzelli, perché appunto le chiese sono appunto posti dove ci si incontra tanti anziani, anche e soprattutto pochi giovani, dico me, Don Gazzelli, ma dipende. Ecco, diversamente giovani come le chiamo io, con patologie, però questa voglia, ecco, noi vediamo, ecco, della Santa Messa, di entrare nelle chiese, è un momento anche di socializzazione, di aggregazione, è un momento molto particolare. Prego, Don Gazzelli. C'è da dire che oltre alla cura del celebrante nel come dice la messa, quindi nel celebrarla bene, io mi igienizzo sempre le mani, addirittura mi igienizzo le mani quando vado a prendere la pisside, quindi prima di prendere le ostie nel tabernacolo, così, comunico me stesso, però dopo che ho comunicato me stesso mi riigienizzo le mani perché devo dare la comunione al popolo.
Quindi sì, ci sono anche queste attenzioni, ecco. Certo, una domanda che mi viene da rivolgere competente è: ma a che punto siamo allora con questa immunità di gregge? E soprattutto i nostri anziani, i miei parrocchiani, hanno bisogno di chiarezza, perché loro mi chiedono: ma io ho sempre fatto, e anch'io da quando ho 20 anni faccio il vaccino per l'influenza, perché ero studente, già ero contatto, adesso figuriamoci, poi una visita agli ammalati, così. Quindi c'è il vaccino per l'influenza e poi devo fare anche la dose del vaccino. Questo crea un po' di timore o di confusione. E ripeto, ma con questa immunità di gregge a che punto siamo? Ecco, io aggiungo la domanda di Don Gazelli. Ieri ho ricevuto una telefonata da un signore che ha detto: ho fatto la terza dose, io e mia moglie stiamo tanto di quel male, non mi faccio più niente, io sto tanto male, mi è venuto fuori di tutto e di più, magari lo aveva anche prima, dico, esatto, ma lo sapeva, ma non importa. Professor Moretti, come rispondiamo a queste telefonate? Mi sembra che ci siano ancora molte persone, non tantissime, per fortuna, come ha detto lei, la maggioranza ha capito l'importanza del vaccino e si è vaccinata, di fare anche questo vaccino per l'anti-influenzale molto importante. Prego, professor Moretti. Allora, iniziamo dal tema dell'immunità di gregge. L'immunità di gregge non c'è per il Covid, nel senso che i vaccini che sono disponibili non impediscono la trasmissione del virus, quindi il virus tende sempre a circolare. Si parla di immunità di gregge per altre patologie, come per esempio per il morbillo, ad esempio, dove quindi la persona che si è vaccinata non è in grado di infettarsi e di trasmettere, e quindi c'è una copertura delle persone vaccinate proprio rispetto alla diffusione del virus. Qui non siamo in questa situazione, siamo in una situazione in cui però il nostro sistema immunitario è stato addestrato dalle vaccinazioni precedenti o dai precedenti contatti con il virus. Quindi il virus si può diffondere evidentemente, però causa meno danni gravi rispetto a quelli che causava nel 2020, quando rimanevamo chiusi in casa. Questa è la differenza. Difficilmente torneremo ad una situazione di pandemia, per fortuna, almeno non con questo virus, perché poi, come sa, il problema anche per il futuro è che i virus cambiano, ce ne sono di nuovi e quindi speriamo il più tardi possibile potrà venire fuori un'altra situazione simile. Ma in questo caso la situazione è differente, si tratta di gestire un virus che continuerà a circolare nel nostro paese, ma anche a livello mondiale, e con il quale dovremo convivere, come si convive con l'influenza. Vi faccio fare una considerazione veloce sul discorso delle vaccinazioni. Noi per esempio prendiamo farmaci per prevenire delle malattie. Per esempio il nostro medico a un certo punto ci dice: guarda, prendi questa piccola compressa di aspirina perché tu, che non hai mai avuto l'infarto, con questa compressa eviterai di averlo in futuro. E noi la assumiamo, questa compressa, senza farci troppi problemi. Ma anche quella compressa lì può darci dei problemi, tant'è vero che se una persona diventa anziana e non ha mai avuto problemi di infarto, a un certo punto l'aspirina la deve smettere di prendere, perché i rischi legati all'assunzione sono maggiori rispetto ai benefici. Per i vaccini è esattamente la stessa cosa. Noi non dobbiamo confrontare il fare il vaccino col non farlo e non correre nessun rischio, perché se io non faccio il vaccino corro il rischio che mi può dare la malattia Covid, che sono molto più grandi questi rischi rispetto a quelli che eventualmente può darmi il vaccino. Quindi c'è una percezione diversa sui vaccini rispetto agli altri farmaci ed è questa che noi dobbiamo cercare di affrontare. La paura delle vaccinazioni, che molto spesso è immotivata, perché i vaccini sono farmaci e come tutti i farmaci hanno dei benefici e hanno dei rischi, e i rischi dei vaccini sono molto meno frequenti e importanti rispetto a tutti i farmaci che noi anche prendiamo tranquillamente. Pensi alla tachipirina, all'aspirina, al Moment, farmaci che assumiamo tranquillamente tutti i giorni senza porci o avere tutte queste paure che invece sono presenti con le vaccinazioni. Forse, professor Moretti, questa paura è stata forse percepita perché troppe persone hanno parlato
e poi facendo sì che queste altre persone a casa facessero il fai da te, vado in internet, mi informo, ma l'ha detto il dottore, ieri sera a un talk ho sentito un altro medico che ha detto di non vaccinarsi, cioè la confusione, poi la politica naturalmente che doveva mandare avanti le persone competenti per bene, come al solito è arrivata con la gamba tesa e tutti sapevano tutto e là è successo il finimondo. Adesso dopo questo veramente percorso inaudito al quale abbiamo assistito, io penso delle volte anche voi stessi inorriditi da quello che si sentiva da persone che forse non sapevano neanche di cosa parlavano. Non sarebbe il momento che anche la politica decidesse di far parlare quelli che veramente sono competenti, sanno e dare un'informazione corretta nel momento che si espongono nelle trasmissioni come sta facendo lei questa mattina, che sta spiegando il perché e il per cosa. Professor Moretti, cosa dice? Perché voi ce la state mettendo tutta, ma se non siete supportati politicamente cercando di mandare a parlare persone competenti, valide, che facciano capire l'importanza anche dei farmaci, forse non andremo da nessuna parte. Sì, guardi, allora, quando parliamo di politica dobbiamo distinguere, se parliamo di vaccini, diciamo delle decisioni di politica sanitaria che riguardano l'obbligo vaccinale, perché diciamo questa è la vera differenza rispetto ai farmaci. La situazione per esempio delle vaccinazioni dell'obbligo per l'infanzia e le vaccinazioni obbligatorie che ci sono state in passato per il Covid. Per fortuna diciamo non siamo in questo ambito adesso, non torneremo ad una vaccinazione obbligatoria, se non ripeto, in alcune situazioni, come dicevo, il medico che lavora in un ospedale credo che sia giusto che possa non contagiare le persone che vanno in ospedale e che quindi sono ammalate. Per quanto riguarda la comunicazione, l'informazione, bisogna dire che c'è una carenza a livello nazionale. Di recente adesso noi stiamo iniziando un grosso progetto nazionale finanziato da AIFA, proprio coordinato da noi in Veneto, ma ripeto un progetto nazionale che punterà a migliorare la comunicazione sull'uso dei farmaci, rivolta ovviamente da una parte agli operatori ma molto anche verso le persone, verso i cittadini, verso i pazienti, cercando di usare anche gli strumenti che le persone adesso usano per comunicare. Questo è un progetto importante, finalmente diciamo anche AIFA ha finanziato, quindi ha dato le risorse economiche per poter investire. Ci sarà modo insomma di vedere quando il progetto dovrebbe partire tra pochissimi mesi, quando il progetto partirà magari di riparlarne, sperando di poter avere un impatto, perché lei ha ragione, bisogna che le persone abbiano la possibilità di informarsi, ovviamente avendo delle fonti di informazioni che siano attendibili evidentemente. La ringrazio professor Moretti anche perché ci ha dato anche questa speranza, qualcosa si sta muovendo, perché abbiamo capito che forse dobbiamo fare un passo più in là e fare una comunicazione corretta da persone competenti. Don Mauro, allora siamo proprio in chiusura, cosa vuole dire? Volevo dire che io usai anche un'espressione forte, ci misi la faccia dicendo io non ho competenze scientifiche, quindi dialogo tra fede e ragione, quindi io non posso giudicare la ragione, la scienza deve rispettare la fede, deve esserci questo dialogo. Usai l'espressione forte, se ci mettiamo a fare baruffa tra fede e ragione vuol dire che ci ha messo lo zampino il maligno, il demonio. Allora io che non sono vaccinato sono assatanato, sono indemoniato. E io dissi no. Tu devi rispettare la scienza, cioè è una scelta anche di vita, non solo di capacità intellettuale, uno che fa lo scienziato, ho appena sentito un medico. Allora dobbiamo dialogare, avevano sempre insegnato, chiedere a chi sa, non a chi inventa di sapere, no? E quindi ripeto, dobbiamo rispettarci tra fede e ragione. Fermo, ma qui c'è l'inghipodon, perché molti medici... Esatto. Il messaggio che hanno mandato e che continuano a mandare non si sono vaccinati e non c'è santa ragione che... Allora a casa uno dice ma come l'ha detto quel medico là, allora quel medico non sa, prego dopo. Infatti nelle persone semplici e in queste informazioni sbagliate ci lavorano sopra, quando qui il professore adesso diceva non siamo nel caso di rendere la vaccinazione obbligatoria, attenzione, nella gente comune sapete cosa mi dicono i miei parrocchiani?
non la fanno obbligatoria perché vuol dire che ci sono sotto dei problemi. Stiamo attenti. Non dovete avere paura nel dire la facciamo obbligatoria, perché io lancio una provocazione, visto che ho lanciato quella della baruffa del maligno. Non è che sto virus sta girando ancora perché chi non è vaccinato ha una carica batterica troppo alta. Fermo, e rovina anche me. Se no non ce la facciamo. Vediamo come risponde il professor Moretti, ma è troppo importante questa domanda che ha fatto il no. Prego, professore. No, guardi, allora, come ho detto prima, la circolazione del virus non è bloccata dalla vaccinazione. Io sono peraltro convinto che non ci dovrebbe essere bisogno di obbligare le persone a fare un vaccino. Lei sa che la regione Veneto è stata l'unica regione italiana che aveva sospeso l'obbligo vaccinale anche per i bambini già parecchi anni fa, perché la strategia è quella di spiegare le cose. La gente deve avere la possibilità di scegliere. Io posso dire vaccinatevi, fidatevi, i vaccini servono, io li faccio e poi se una persona non vuole vaccinarsi io devo renderlo consapevole del fatto che c'è comunque un rischio e che rischia di più a non vaccinarsi rispetto a vaccinarsi, ma è sempre una scelta poi alla fine personale, insomma. E questi medici che non vogliono vaccinarsi come li giudica? I medici, guardi, i medici sono come tutte le altre persone, ci sono idraulici bravi e idraulici non bravi, fabbri competenti e non competenti, quindi il fatto, mi dice, il medico mi ha detto una persona, ci sono sacerdoti bravi e sacerdoti meno bravi che sono coinvolti anche in scandali, anche di recente l'abbiamo visto a Verona, questo non vuol dire che tutta la categoria è così, quindi distinguiamo. Sì, però capisce, professor Moretti, mi scusi, che se io vado in ospedale, che sono vaccinata e mi cura un medico che non ho vaccinato, mi viene qualche dubbio, ma è spontaneo questo, perché fa parte del nostro essere ragionare così, non è che ci nascondiamo, così funziona, parliamoci chiaro. Io so anche di medici che in ospedale, quando sono arrivati i pazienti non vaccinati, si sono lamentati perché hanno detto questi pazienti qui mi bloccano la corsia e causano del male anche a me. Io, come faccio? Devo trattare bene anche quelli che si sono vaccinati. Questi qua non vaccinati, che problemi ci creano alla struttura? Questo dobbiamo dirlo. Intralciano il lavoro. Professor Moretti, mezzo minuto per rispondere velocemente. No, ma è sacrosanto. Adesso ovviamente, diciamo, con l'aumentare dei contagi, tutti gli ospedali dovranno attrezzarsi per avere, diciamo, canali separati per trattare i diversi pazienti e si adopereranno per vaccinare ovviamente gli operatori sanitari che lavorano in ospedale. Voglio dire anche, come ho detto prima, l'informazione, l'educazione riguarda i pazienti, ma riguarda anche i medici, gli operatori sanitari, gli infermieri, quindi noi lavoriamo in entrambe le popolazioni, diciamo. Dopo è ovvio che insomma ci possono sempre essere le situazioni particolari e sicuramente, ripeto, le strutture si stanno adoperando per poter garantire la sicurezza a chi va in ospedale. Grazie al professor Ugo Moretti, responsabile di farmacologia Veneto AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie veramente professor Moretti di essere stato con noi. Don, come saluto e che appello vuole fare velocissimo ai genitori, ma soprattutto ai ragazzi? Andate piano, io non so più come dirlo. È proprio questo, ho visto un via vai in questi giorni di genitori, sono di accendere un lumino in chiesa, la preghiera. Ecco, penso che questo sacrificio di queste famiglie, di questi genitori serva. Noi non sappiamo quante persone salviamo, ma vedo che alcuni genitori, alcuni ragazzi ci stanno pensando seriamente al valore della vita e anche all'educazione stradale. Quindi anche se gli incidenti non finiranno, perché purtroppo siamo consapevoli, però non sappiamo quante persone stiamo salvando grazie al sacrificio innocente anche di questi genitori che hanno perso un figlio. Grazie a Don Mauro Gazzelli, parroco di Cessalto, veramente grazie Don Mauro, grazie tantissimo anche a voi, avete chiamato da tutte le parti questa mattina e andiamo a vedere cosa vi farà vedere Mirella questa mattina. Andiamo alla posta.